Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste, buon sabato 6 aprile. E oggi avremo ospiti in studio Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico di Trieste, e Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo, oppure fare le vostre segnalazioni chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail come sempre. Avremo anche la nostra rassegna stampa naturalmente, che comincia però come sempre con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere la pagina dell'Osmer ARPA regionale con la situazione generale del tempo. Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine africana si estenderà su gran parte dell'Europa e apporterà masse d'aria molto miti per il periodo, specie in quota, mentre nei bassi strati ristagnerà ancora aria umida, soprattutto sabato, quindi nella giornata di oggi. Sabato 6 aprile sulla costa e nei settori montani più interni e in quota cielo poco nuvoloso, sulle altre zone cielo variabile. Temperature massime in aumento, specie in quota e nel fondovalle tarvisiano, venti a regime di brezza, mentre per la giornata di domani, domenica 7 aprile, cielo sereno poco nuvoloso sull'alta pianura e a ridosso delle prealpi sarà possibile cielo variabile con foschia. Temperature massime in ulteriore aumento, specie in quota e nel fondovalle tarvisiano, dove i valori saranno molto al di sopra della media del periodo. Venti a regime di brezza, uno sguardo a domenica, ecco qui, scusate, a lunedì, cielo sereno, poco nuvoloso ancora all'inizio della settimana per quanto riguarda il meteo dell'Osmer ARPA regionale. Queste le previsioni. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Allora vediamo il piccolo di Trieste punta sullo sciopero dei portuali, sciopero in porto, adesione all'80%, la mobilitazione per il contratto nazionale anche a Trieste. Segnale forte, solo l'inizio, i sindacalisti ricevuti da D'Agostino. 8 portuali su 10 si sono fermati ieri bloccando il porto di Trieste in nome dello sciopero nazionale proclamato per il rinnovo del contratto. Oltre 1000 lavoratori dello scalo si sono uniti alla mobilitazione riguardante 20.000 colleghi in tutta Italia. Andremo a vedere anche il nostro servizio. Per la politica, via libera all'accorpamento, election day per europee e comunali l'8 e il 9 giugno. Mancava soltanto l'ufficializzazione, arrivata ieri. Il Friuli Venezia Giulia andrà al voto per comunali ed europee nella stessa data, sabato 8 e domenica 9 giugno. Lo spoglio per Bruxelles comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Quello per i 113 municipi invece avverrà a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno. Andiamo a vedere ancora le notizie sulla prima pagina del piccolo. Si torna a parlare dello Stadio Rocco, il nuovo Prato teme solo il meteo. Il 20 aprile, meteo permettendo, la Triestina tornerà a calcare il prato nuovo di zecca del Nereo Rocco per affrontare il Novara della penultima giornata di campionato. Per l'11 aprile, Powergrass, ditta incaricata, ha calendarizzato l'avvio del lotto finale dei lavori, con la stesura delle zolle e del nuovo tappeto verde. La cronaca, Pronao di Sant'Antonio sbarrato di sera, è un luogo sacro, bottiglie rotte, lattine sporcizia, persino vomito ed escrementi. A un certo punto ho detto basta, confida il parroco di Sant'Antonio Taumaturgo, Monsignor Roberto Rosa, per spiegare la decisione di transennare di sera il Pronao della chiesa. La mini rivendita dei tabacchi in stazione, messa sul mercato, poi ancora Cabinovia, il comune tira dritto avanti senza cambi di rotta. Sfuma il campo largo per quanto riguarda la politica nazionale, minacce, accuse reciproche, rottura Conte-Schlein. Allora ancora guida alla Trieste dell'Ottocento, la ristampa della prima edizione italiana. Andiamo a vedere ora la prima pagina del piccolo, ma in versione, in edizione di Gorizia e Monfalcone. Anche qui in primo piano lo sciopero in porto, qui in questo caso si tratta del porto di Monfalcone, adesione record. Oltre il varco doganale di Porto Rosega, al lavoro solo 3 addetti su 322. Inaugurato poi il parco di Villa Lascia, che ha investiti 3 milioni a Gorizia, poi 100 anni di Gianesini, 4 generazioni di imprenditori. E qui ancora la questione di Monfalcone, preghiere commissario, il comune rilancia. È molto grave ciò che sta accadendo
dicendo qui siamo vicini al golpe, lo ha detto la sindaca Anna Maria Cisint dopo la richiesta di un commissario per sciogliere il contenzioso fra comune e comunità islamica. Pronta a dimettermi, ha aggiunto, qui vediamo la foto della preghiera del venerdì all'ex discount di via Primo Maggio a Monfalcone. Queste alcune delle notizie che troviamo sul piccolo. C'è anche l'Enoteca di Cormons, una sede temporanea in attesa dei lavori, e poi alla scoperta dei sentieri d'acqua da oggi con il piccolo, un'iniziativa editoriale. Allora andiamo sugli altri quotidiani. In edicola quest'oggi, questa era la pagina del Tempo, andiamo sulla Repubblica, poi vedremo anche il Corriere della Sera. Allora, Conte aiuta la destra, questo è il titolo scelto, si riferisce tutto alla politica, ai giochi a sinistra, centrosinistra per le prossime elezioni europee. Battaglia politica a Bari, Schlein attacca il leader 5 Stelle perché fa saltare il campo largo, la replica, la legalità per noi non è negoziabile. Il Viminale accelera sullo scioglimento dell'amministrazione De Caro per impedire la corsa alle europee del sindaco Dem. Salvini estende il condono, includerà zone sismiche e di pregio. La generazione di aquilani che non è mai entrata a scuola, l'inviato nello scenario del dopo terremoto di Repubblica. Lettera ai miei figli 15 anni dopo, sono passati 15 anni da quella notte che per voi non è mai finita, vergare questa lettera ogni 12 mesi è diventata una fatica, si scrive Giustino Parisse sulla Repubblica. Poi ancora la grande sete della Sicilia, venga l'esercito. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui, Conte Schlein, anche qui ora è scontro, il leader 5 Stelle, io sleale così non collaboro, la segretaria PD aiuta la destra. L'inchiesta pugliese mette in crisi il campo largo, tensione tra Lega e Forza Italia sulle norme salva casa. La bufera giudiziaria su Bari provoca lo scontro tra Eli Schlein e Giuseppe Conte, il campo largo entra in crisi, il leader del Movimento 5 Stelle respinge l'accusa di slealtà, la segretaria PD sostiene che così i pentastellati aiutano la destra. Nella maggioranza, frizione tra Lega e Forza Italia sul salva casa. Il grande pasticcio di Bari, basta, è finito un ciclo, il reportage del Corriere della Sera. Se a Napoli una madre ferita al parco giochi è normale vivere tra i clan in guerra, è l'articolo di Roberto Saviano, sempre sul Corriere. Ancora, Stati Uniti, terremoto di magnitudo 4,8, sospesi i voli negli aeroporti. New York, la scossa e il boato, oscillavano i grattacieli, la scossa un boato a New York, il terremoto di magnitudo 4,8 ha fatto oscillare i grattacieli di Manhattan, sospesi i voli all'aeroporto JFK, controlli su tutte le principali infrastrutture, la scossa è durata una trentina di secondi. Allarme attentati, minacce a Israele, l'Iran colpirà la crisi, chiuse 28 ambasciate. E poi ancora la procura, concluse le indagini, Pozzolo e lo sparo, escluse altre persone, si riferisce al caso di Capodanno. Ancora andiamo a vedere La Stampa, PD, Torino dopo Bari, bufera, voto di scambio. Campo largo in tilt, Schlein 5 Stelle aiuta la destra, Conte se offendono è finita. Inchiesta sul re delle preferenze Gallo, appalti, Cirio caccia l'uomo delle Endrine. L'incubo della questione morale, il commento di Annalisa Cuzzocrea sulla Stampa. Il buono e il cattivo, la classifica dei raccattapalle sui tennisti, Sinner il più gentile, Zverev il più antipatico. Allora, l'Aquila 15 anni dopo, anche qui un reportage, dopo il grande terremoto viviamo da fantasmi in un non luogo. Ancora vediamo Libero, Conte bullizza Elli, questa è la lettura appunto di Libero sul caso dello scontro nel centro-sinistra. In Puglia volano schiaffi, l'ex premier accusato di slealtà minaccia, il PD ritiri o mai più insieme. Schlein insiste così aiuti la destra, intanto l'inchiesta di Bari s'allarga.
Poi è una trappola di Giuseppi, sospetti Dem, mossa premeditata. Ancora vediamo Salvini ha ragione, per la casa serve la sanatoria, così si rilancia il mercato. I giudici di Torino, gli Elkann consapevoli della truffa sull'eredità. Si riprende appunto anche questo tema. Vediamo ancora senza reddito di cittadinanza a Napoli, boom di invalidi, strano fenomeno, picco di domande. Andiamo a vedere il Giornale, ecco perché il ritorno di Trump non deve far paura all'Europa, dice Mike Pompeo, l'intervento, poi le lodi del Daily Telegraph, l'Inghilterra in pari dalla Premier Meloni, PD 5 Stelle, il giorno più buio, fine del campo largo, Conte azzera gli accordi dopo il caso Bari. Ancora se una madre che allatta fa indignare i moralisti, polemiche sulla statua di Vera Omodeo dedicata appunto alla maternità. La statua rifiutata a Milano. Show del padre e nuovi indizi per la Salis, processo in salita. Bufera su Armani, accuse di caporalato, società subappaltatrici nell'Interland milanese, schiere di cinesi lavoravano sottopagati per i terzisti del gruppo Armani e l'azienda per i giudici sapeva. Il Fatto Quotidiano, Bari, il PD si arrocca sull'uomo di De Caro, Conte ho avvisato Schlein, voti comprati, il leader 5 Stelle dopo gli scandali serve discontinuità, con il civico La Forgia, la segretaria Dem fa un comizio col sindaco, il fido leccese ed Emiliano. Ancora esclusivo, espropri del ponte, lo Stato pagherà i clan, le Ndrine acquistano i terreni per poi cederli alla società, i Mancuso di Limbadi & Company avranno pure gli indennizi per i passaggi dei camion e i comitati vanno in piazza. Questo l'approfondimento del Fatto Quotidiano di oggi. Ma allora andiamo sul piccolo a leggere le notizie di casa nostra. Vediamo che c'è l'Election Day, si vota l'8 e il 9 giugno, la giunta regionale ha ufficializzato l'accorpamento di europee e comunali, la platea interessata dalle amministrative è formata da 290.000 abitanti dei 113 municipi del Friuli Venezia Giulia chiamati alle urne. Seggi aperti quindi sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà con le schede per Bruxelles. Ok al terzo mandato per i primi cittadini e all'abbassamento del quorum al 40% dove si presenta un solo candidato, una legge elettorale regionale che aveva fatto molto discutere. Europei, la Lega cala il tris, Savino pronta in azzurro, liste PD entro fine mese. Il Carroccio presenta Cisint, Zaniere, Lizzi, Federiga esperienza e concretezza, azione con noi professionisti, società civile, 5 Stelle avanti le autocandidature. Si stanno davvero definendo i giochi per appunto le elezioni europee del prossimi 8 e 9 giugno. 3 preferenze per l'Unione Europea, tutti nuovi sindaci eletti già al primo turno, le 2 diverse leggi elettorali. Anche qui la rottura tra PD e 5 Stelle, minacce e scambi d'accuse, ma volevo andare nelle pagine della cronaca cittadina, poi torneremo su quella nazionale. Allora cerco di raggiungere rapidamente le pagine appunto della cronaca, eccole qui. L'erba del Rocco, teme solo il meteo, si parla di questo, ancora scalpita l'Unione, serve il nulla osta, la partita di domenica 20 attende la posa del manto che inizierà giovedì e il via libera del comune, fine dell'esilio, ritorno dello stadio alla Triestina e alla città. Questo è l'approfondimento. Sono 800 le zolle da 70 quintali l'una, il nuovo drenaggio, la vera rivoluzione, lavori per 1 milione con fondi della regione, rifatti il sistema di irrigazione e le serpentine, scavi profondi e sabbia del Po, alcune delle caratteristiche di questo imponente intervento. Cabino
cabinovia, il comune tira dritto, porteremo avanti il progetto, la giunta chiude a ipotesi alternative, no a scontri con la soprintendenza, ma non cambiamo rotta, le scintille con le opposizioni in commissione. E anche noi abbiamo seguito appunto questa commissione sulla cabinovia e abbiamo realizzato proprio due servizi, una appunto che dà conto di questo insistere della giunta su questo progetto, sull'andare avanti appunto della giunta di piazza, e poi c'è anche la reazione da parte delle opposizioni. Allora vediamo proprio nell'ordine questi servizi. La soprintendenza non vuole la cabinovia in Portovecchio? Bene, ha avuto n occasioni per dirlo, quando era il momento. Quando è stata approvata la variante 6 al piano regolatore, come giustamente richiamato il consigliere La Terza, la soprintendenza ha dato parere di adeguamento paesaggistico della variante favorevole. Il responsabile unico del progetto della cabinovia, l'ingegner Giulio Bernetti, ha chiarito con parole inequivocabili il parere della sovrintendenza sull'aspetto di impatto urbanistico dell'impianto a fune in Portovecchio. Nel corso della Commissione Comunale dei Lavori Pubblici, convocata su richiesta comune delle opposizioni di centrosinistra, Bernetti, che è anche direttore dell'area lavori pubblici del Comune di Trieste, ha precisato che a massima tutela approvata la variante, il Comune ha scritto alla soprintendenza: cara soprintendenza, questa è la variante. Abbiamo recepito bene le tue prescrizioni? Pur col parere favorevole, ci hai dato le prescrizioni. Le abbiamo recepite bene? La soprintendenza ha risposto sì. L'iter di approvazione ora prevede l'autorizzazione ambientale Vinca legata all'area Natura 2000 attraversata dal tragitto, la chiusura della VAS, la valutazione ambientale strategica e, a seguire, l'approvazione della variante urbanistica già adottata che dovrà ripassare in Consiglio Comunale, stando ai propositi della Giunta, prima dell'estate. A questo punto l'opera sarà completamente conforme, quindi la conferenza dei servizi si esprimerà sul progetto definitivo, a cui seguirà quello esecutivo e l'ok alla VIA, agevolata però dal percorso autorizzativo ambientale attuato in precedenza. Dunque il via ai lavori, che verranno eseguiti in collaborazione tra Leitner, ICOP e Step Impianti. Apertura del cantiere prevista entro l'anno. Sicuramente il cantiere via entro l'anno. Tra l'altro il governo italiano ha chiesto e ottenuto da Bruxelles una proroga di 2 anni per la realizzazione, visto il ritardo dei pareri. Ad oggi non c'è nessun parere contrario. Il comune di Trieste ha proseguito il suo iter, così come la norma soprattutto quella speciale riguardo al PNR prevede. Tra l'altro abbiamo avuto anche i pareri per quanto riguarda le compensazioni ambientali forniti da terzi, dall'Università di Udine, che appunto dicono non c'è nessun danno ambientale. Proseguiamo, andiamo avanti a realizzare un'opera che entrerà nel futuro di questa città, ed è questo che dobbiamo avere il coraggio di guardare. Riccardo La Terza, oggi commissione sulla cabinovia convocata a seguito di una sua richiesta, il Comune tira dritto, l'ultima novità è che i lavori partiranno entro l'anno dopo gli ultimi ok di sovrintendenza regione, probabilmente già in autunno. Voi avete chiesto ancora una volta di cambiare rotta. La posizione della soprintendenza è chiara, questo ok da parte della soprintendenza al progetto dell'Ovia non arriverà mai, perché è stato scritto nero su bianco che stazione, piloni, cabine sono incompatibili in maniera assoluta con i vincoli presenti in Portovecchio. Di fronte a questa posizione molto chiara che la soprintendenza ha scelto di anticipare in forma collaborativa al Comune, le opzioni politiche sono due. La nostra è quella di seguire appunto il consiglio della soprintendenza, andare a Roma e cambiare progetto finché siamo in tempo. È stato messo nero su bianco che questa opzione è un'opzione possibile. L'opzione che oggi la maggioranza ha confermato è quella invece di tirare dritto nonostante i pareri contrari, andare a schiantarsi contro un muro perdendo i 60 milioni del PNRR. È una responsabilità politica molto pesante che la Giunta sceglie di assumersi, ma che non potrà assolutamente scaricare su nessun altro. Se si andrà avanti verso un vicolo cieco come quello appunto di un'opera irrealizzabile, la responsabilità politica è solo della Giunta di piazza. Ancora una volta abbiamo appreso che questa amministrazione, nonostante le lacune del progetto della cabinovia sottolineate dalla soprintendenza, ha intenzione di andare dritta, senza occuparsi invece di altri problemi più importanti come può essere quello del tram o della piscina terapeutica.
Abbiamo avuto modo di sottolineare che gran parte dei cittadini non sono assolutamente favorevoli a questo progetto, hanno diversi timori, oltre a quello ambientale, paesaggistico, anche di sostenibilità economica, perché ancora una volta abbiamo rilevato che è un progetto soprattutto turistico, basato su una grande quantità di turisti che ad oggi, auspichiamo di sì, ma ad oggi Trieste non ha. Parliamo ora di sanità e andiamo sulle pagine del piccolo della regione. Va attivato subito il numero unico per le cure mediche non urgenti, il documento del NET, il numero 116-117 è la sola soluzione percorribile per non intasare il pronto soccorso. E ancora stop alle liste d'attesa, il Partito Democratico rimborsare le spese delle visite con i privati. La consigliera Celotti lo prevede una legge del 2009 rimasta inapplicata, così aiutiamo il 9,8% dei pazienti che non riesce a pagare le terapie. Ne parleremo sicuramente anche oggi. Poi ancora le regioni in pressing per la sanità, il governo assicura nessun taglio, l'esecutivo risponde alle accuse dei governatori, Schillaci 3 miliardi in più per il 2024, 4 per il 2025. Resta marcata la contrapposizione tra governo e regioni sulla sanità pubblica, a pochi giorni dall'appello di 14 scienziati e Nobel per più fondi al servizio sanitario. Non c'è alcun taglio, ma anzi un aumento delle risorse, la posizione ribadita anche dall'esecutivo. Le regioni denunciano invece che i tagli ci sono a partire dagli ospedali, sulla cui sicurezza lanciano l'allarme. Anche di questo ha parlato ieri il presidente della nostra regione Massimiliano Fedriga, anche della questione sanità e di fondi per la sanità o eventuali tagli, in un'intervista rilasciata proprio a Tele4 al nostro Bernardo Gulotta. Allora possiamo rivedere insieme questo servizio. Con la severa messa in discussione di tutto un pacchetto di finanziamenti PNRR dedicati al sistema sanitario nazionale rivolti prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, nelle vesti di presidente della Conferenza delle Regioni, oggi si è dimostrato fiducioso rispetto al dialogo con il governo già avviato per far sì che questi fondi non siano persi e in qualche modo reinseriti sotto un nuovo finanziamento. La problematica investe tutto il paese, ma guardare anche solo il Friuli Venezia Giulia andrebbe a rappresentare un ostacolo al già difficile processo di normalizzazione di tutta una serie di aspetti come le liste d'attesa, l'assunzione di specialisti e le migliorie dei pronto soccorso, che già da sole rappresentano un capitolo piuttosto impegnativo e su cui la Regione sta lavorando. L'ottimismo di Fedriga è frutto di un confronto con i ministri e una prima apertura del governo centrale. Adesso noi stiamo discutendo specificatamente su dei finanziamenti alle infrastrutture sanitarie che sono state spostate rispetto al PNRR, il PNC, che è il Piano Nazionale Complementare, e l'articolo 20, cose complicate, però insomma su questo abbiamo aperto una discussione col governo, ho sentito anche oggi il ministro Fitto e il ministro Schillaci per fare un monitoraggio reale delle esigenze delle regioni ed andare a intervenire. Mi sembra che sia una disponibilità del governo. Io come presidente della Conferenza delle Regioni sono intervenuto ieri dicendo che ovviamente devo difendere gli interessi collettivi e gli investimenti in sanità sono fondamentali proprio per il sistema sanitario nazionale. Ho trovato disponibilità da parte del governo, adesso andiamo avanti a lavorare. In questi giorni Fedriga era a colloquio con il ministro della Cultura San Giuliano, ma nessun riferimento alla cabinovia. Con San Giuliano avete parlato della cabinovia? No, abbiamo fatto un discorso generale sull'opportunità che possono esserci in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Su questo sono convinto che ci saranno anche buone novità nel breve periodo. Queste le parole di Fedriga. Allora torniamo a leggere il quotidiano locale, Il Piccolo, per la cronaca cittadina. 1 chilo di droga via Telegram denunciato all'arrivo del pacco, l'operazione della squadra mobile, 28enne triestino finito nei guai dopo aver acquistato marijuana in Spagna. Poi ancora questa notizia che abbiamo visto già in prima pagina: bottiglie rotte, escrementi e rifiuti, il parroco Transen a Sant'Antonio, Monsignor Rosa decide di sbarrare alla sera l'ingresso della chiesa, questo è un luogo sacro, dice, la violazione del prono del precedente, quindi questa è la decisione anche sofferta di Monsignor Rosa. Ancora sul Piccolo vediamo
lo sciopero del porto, dei portuali. Lo sciopero blocca il porto, adesione è arrivata all'80%, la mobilitazione per il rinnovo del contratto nazionale ferma il lavoro nel terminal. I sindacati, segnale forte a governo e controparti, è solo la prima azione di lotta. Alle 9 il presidio sotto la sede dell'Authority, poi CGIL, CISL e UIL sono state ricevute dal Presidente. Qui vediamo anche un'immagine di questo incontro con le rappresentanze sindacali. 8 portuali su 10 si sono fermati bloccando il porto di Trieste in nome dello sciopero nazionale proclamato per il rinnovo del contratto. All'esterno della sede dell'autorità portuale in via von Bruck si trovano in 200, ma di mattina il porto è immobile. I sindacati quantificano un 80% d'adesione. I bracci delle gru del molo settimo sono sollevati dalla nave oceanica di Evergreen, non viene scaricato un solo container. Anche noi abbiamo seguito questo sciopero, questa agitazione, allora rivediamo insieme il servizio. Porti di tutta Italia in sciopero per il rinnovo del contratto. La rottura delle trattative ha fatto scattare la mobilitazione degli scali del paese. A Genova sin da stamattina ha sfilato il corteo nazionale, ma anche a Trieste la voce dei lavoratori portuali si è fatta sentire davanti alla sede dell'autorità portuale alla Torre del Lloyd. Abbiamo il contratto collettivo nazionale dei porti scaduto da dicembre 2023. Chiediamo il rinnovo di questo contratto per ridare di nuovo potere d'acquisto ai lavoratori dei porti italiani. L'aspetto economico è preminente. I sindacati sono decisamente insoddisfatti della proposta d'aumento del 10%, visto e considerato il balzo in avanti degli indici di inflazione. A tutto ciò si affianca la richiesta di inserire il lavoro portuale nella categoria dei lavori usuranti, proposta già avviata ma ora ferma in Parlamento, più un'attenzione speciale alla sicurezza sul posto di lavoro. Tornando ai salari, la protesta evidenzia come a seguito degli extra profitti degli ultimi anni da parte di alcune compagnie non vi siano stati adeguamenti verso i lavoratori. Dai nostri calcoli è quasi un 14% di potere d'acquisto in meno, quindi la nostra richiesta a livello nazionale è del 18% di aumento. Cerchiamo di portare a casa questo risultato anche se le controparti non stanno seguendo la nostra linea. Negli ultimi anni la produttività italiana dei porti è cresciuta molto, gli stipendi sono rimasti fermi. Le aziende o i terminalisti portuali hanno fatto utili importanti, nonché anche le compagnie di navigazione. Noi non chiediamo altro che venga distribuito quegli utili che sono stati fatti all'interno in questi ultimi 2 anni. E sulla situazione globale che riguarda il canale di Suez, i sindacati confermano la flessione di lavoro sul terminal container, a fronte però di un aumento dei traffici con la Turchia. Io lavoro nel molo settimo, soprattutto il molo settimo è quello che ha subito di più in questo momento la crisi di Suez, in quanto i traffici facendo il giro dell'Africa stanno scegliendo purtroppo altre strade. C'è da dire che mentre il terminal contenitori ha subito un po' questo calo, gli altri terminal, quelli RoRo, stanno crescendo continuamente, quindi il traffico con la Turchia è stabile e sta comunque dando i suoi frutti. Allora andiamo sulle pagine dell'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. C'è stato il taglio del nastro dello storico parco di Villa Lasciac, scrigno naturale. Il sindaco Turel di Nova Gorizia: puntiamo ai turisti, via le visite guidate, in arrivo risorse anche per ristrutturare la storica e bellissima dimora. Qui vediamo alcuni particolari nelle fotografie. Rimasta appena al di là del confine dopo la seconda guerra mondiale, la villa ha un aspetto caratteristico, si potrebbe dire inconfondibile. Il suo tratto distintivo è dato dalla torre alta 28 metri che nella forma ricorda fra l'altro un minareto ed è contornata da questo bellissimo parco che è stato inaugurato ieri dopo un lavoro di ristrutturazione e di restauro dal comune di Nova Gorizia, sempre in vista dell'evento Go 2025. Il quartiere fieristico di Gorizia: infiltrazioni, 3 padiglioni su 4 sono fuori uso, soltanto il capannone B è utilizzabile. Il geometra della Camera di Commercio dice: l'acqua penetra in più punti. Ci dà conto il Piccolo di questa situazione di degrado. Andiamo a Monfalcone, luoghi di culto. Il comune rilancia dopo la richiesta del commissario, depositata una memoria e chiesta un'udienza. Cisint: se si riconoscono altri siti, pronta a dimettermi. Il contenzioso, il Consiglio di Stato
Stato con la comunità islamica. La presa di posizione: Don Flavio riceve la solidarietà della sinistra al parroco del Duomo, Don Flavio Zanetti, finito nel tritacarne mediatico per la concessione alla comunità musulmana dell'oratorio San Michele, e da ultimo intervistato al rientro da Boaché in Costa d'Avorio, dove dopo un viaggio durato 25 ore da una troupe televisiva sotto casa. Allora, questa è la storia, ma ecco, possiamo rivedere insieme il nostro servizio, poi dovremo andare rapidamente in pubblicità. Allora, vediamo il servizio relativo proprio alla querelle che sta infiammando il dibattito politico a Monfalcone. Dimostriamo che siamo italiani! Dimostriamo che siamo monfalconesi, dimostriamo che siamo musulmani! Non si ferma il braccio di ferro tra la comunità islamica e il comune di Monfalcone sui luoghi di preghiera per i musulmani. La comunità dei fedeli, tramite il proprio avvocato e i responsabili, ha chiesto al Consiglio di Stato di disporre la nomina del commissario ad acta, perché sono decorsi senza frutto i termini della convocazione di un tavolo di concertazione sui luoghi di culto e i fedeli non hanno ancora un posto alternativo temporaneo dove esercitare la preghiera. La notizia ha mandato su tutte le furie il sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint. Durissima la sua risposta. Un tentativo di delegittimare le istituzioni è molto grave, quello che stanno portando avanti l'avvocato Latorraca e le associazioni musulmane a Monfalcone. Hanno pregato all'interno di moschee irregolari, di locali che non sono destinati a moschee, perché il diritto di culto è individuale e quando diventa collettivo deve soggiacere alla legge. Abbiamo attivato nei previsti 7 giorni il tavolo in contraddittorio e abbiamo individuato 3 siti in cui contemporaneamente sarebbero potuti andare a pregare. Hanno violato loro stessi l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, la quale diceva chiaramente che in quei locali non si poteva andare a pregare. Hanno con arroganza chiesto di spendere fondi pubblici per attivare impianti radiofonici affinché l'imam potesse pregare. Sempre secondo la comunità islamica, nella proposta formulata dall'amministrazione comunale sui 3 possibili siti adatti alla preghiera, sarebbe stato esiziale verificare l'idoneità recandosi in loco, cosa che non è mai avvenuta, così si legge nella nota. È un golpe? Dobbiamo buttare fuori dalle scuole, dalle palestre, dal teatro i bambini, le compagnie teatrali? Dobbiamo destinare gli edifici pubblici non al pubblico ma al privato? No, perché se allora è così significa che qualsiasi artigiano, qualsiasi estetista può venire in comune a chiedere un luogo di lavoro, perché anche il lavoro è un diritto costituzionalmente protetto. Questa quindi è una delle posizioni, la posizione del sindaco su questa questione che sicuramente avrà un seguito. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Torniamo in diretta, allora riprendiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo sui temi nazionali, lo facciamo con le pagine del Corriere della Sera. Abbiamo visto un po' su tutte le prime pagine questo scontro all'interno del centro-sinistra, le scintille tra 5 Stelle e PD, rispetto inaccettabile. Schlein a Bari senza De Caro, Emiliano sul palco, Conte dopo lo strappo ritiri l'accusa di slealtà o ne prendo atto, insomma c'è ben più che all'interno appunto del centro-sinistra, il candidato, l'accusatore poi pentito che si era rivolto alla Forgia, tutti i retroscena che troviamo davvero su tutti i quotidiani. Quest'oggi Anita, Sandrino e Carmen viaggio nel pasticcio barese, basta, è finito un ciclo, il trasformismo che non passa e il filo spezzato tra sindaco e governatore. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere competizioni e piccoli rancori, così si è dissolto il campo largo, il vento a favore in Sardegna, la sconfitta accettabile in Abruzzo e poi il vuoto. Per le europee la par condicio le nuove regole, la maggioranza frena l'Agicom.
Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati chiedono di cambiare le regole sulla par condicio messe a punto dall'Autorità per le Comunicazioni in vista delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Negli emendamenti alla bozza del regolamento valido per la RAI, in discussione nella Commissione parlamentare di vigilanza, i 3 partiti chiedono di eliminare una delle nuove regole introdotte, quella secondo cui le presenze dei politici devono essere valutate con un peso diverso in base alle fasce orarie di messa in onda. Aiuti in cambio di voti, il sistema di Sasà alle comunali di Torino, ancora l'inchiesta invece che riguarda proprio la città di Torino. Salva casa, tensione fra Salvini e Tajani, il leader della Lega avanti in Consiglio dei Ministri, il segretario di Forza Italia, nessuno ha letto il testo, no ai condoni. Tutti d'accordo sul merito ma non sul metodo, il no a strappi elettorali. Fratelli d'Italia e Forza Italia, le misure entrino nel disegno di legge Gasparri, le proposte che arrivano da centrodestra. Andiamo alla pagina degli esteri, in primo piano Medio Oriente in fiamme, Iran e minacce, Israele chiude le ambasciate, serrata anche a Roma, la Casa Bianca sulla riapertura del valico di Erez, Netanyahu fa quanto gli è stato chiesto. Qui vediamo Walzer, la guerra giusta, lo Stato ebraico si è difeso ma ha fatto troppi sbagli, tanti ora sperano in Biden, l'intellettuale, mancanze morali e militari, non so se legali, dice. Per quanto riguarda l'intervento di Netanyahu. 7 vittime per 3 tragici errori, il rapporto dei militari sul raid, licenziati 2 ufficiali per i missili sull'ONG, di notte i loghi non erano visibili dai droni, questa la giustificazione. Dalle riforme al fisco, le marcature reciproche tra la Premier e Salvini, invece lo scenario politico italiano, scambi e pressioni sui dossier prioritari, l'intesa Lega-UDC. Poi ancora il patron di X, la trazione tutta a destra per Elon Musk e gli scambi di like. Torniamo sul piccolo e andiamo a vedere le notizie della nostra città. L'abbiamo visto in prima pagina, la storia, Andrea e il mini tabacchino della stazione, quasi un infopoint, ora dobbiamo cederlo. La famiglia Furlani molla la rivendita all'ingresso di Piazza Libertà, in tanti ci chiedono come si arriva a Miramare, questa immaginiamo la domanda insomma più frequente. Poi ancora ci spostiamo a Portopiccolo, vediamo la curiosità assistiana, uno chef direttore d'orchestra per i ristoranti di Portopiccolo. Gianmarino, in passato anche arbitro di calcio, lascia la musica per la cucina. Dopo l'Accademia di Santa Cecilia e la laurea in filosofia ho cambiato tutto, dice. Vediamo appunto lo chef Giovanni Gianmarino assieme al suo vice Patrizio Leblanc a Portopiccolo. Per quanto riguarda invece il Teatro Verdi di Muggia, una storia di 100 anni fra nomina e restauro dopo il riconoscimento di monumento nazionale. Dopo 12 mesi memorabili per il Teatro Verdi di Muggia, dopo il centenario della fondazione celebrato nel 2023, è arrivato il riconoscimento di monumento nazionale, un risultato notevole ottenuto anche grazie agli interventi di riqualificazione realizzati in questi anni. Andiamo ancora avanti a Duino Aurisina, una partenza con i locali, la riapertura della SPA con una società esterna, questo sempre per quanto riguarda il complesso di Portopiccolo. Poi ancora invece lunedì allo stadio Zaccaria a Muggia, sfida ai rigori, inaugura il campo di calcio a 7. Volevo andare ancora su un'altra notizia, eccola qui, un'altra notizia che abbiamo trattato anche noi con un servizio, la presentazione ieri all'ITIS, nasce a Trieste il podcast che aiuta i familiari dei malati di demenza. L'incidenza dei malati di demenza è in forte crescita a livello mondiale e nazionale, in Friuli Venezia Giulia più di 20.000 persone soffrono di questa patologia e molti di loro continuano a condurre una vita sociale per quanto limitata, assistiti da chi sta loro vicino, ma come aiutare chi aiuta? E questa è la domanda alla quale hanno cercato di dare una risposta Federica e Stefania degli Ivanissevic, ideatrici e creatrici di un podcast intitolato Chi sei?, presentato ieri all'ITIS. Noi abbiamo seguito anche questa presentazione con un nostro servizio, un podcast in 13 puntate. Rivediamo insieme il nostro servizio. Ora
Una malattia dal suono germanico le ha tolto i suoi ricordi, tutti. La sua vita non ha più un futuro e non ha più un passato. Il presente è l'unica cosa che esiste. Questa, recitata da Michela Vitali, è solo una delle vicende umane raccontate nel podcast Chi sei? Alzheimer e demenze, le parole che curano, pensato da Federica e Stefania degli Ivanisevic per aiutare le persone che si prendono cura o che sono a contatto con chi soffre di qualche forma di demenza. In ciascuna delle 13 puntate si intervallano dialoghi possibili e consigli di esperti che attraverso la gentilezza, l'inclusione, il rispetto e la dignità offrono a chi ascolta un possibile percorso per ritrovare una nuova relazione, un nuovo modo di rapportarsi con la persona malata. È uno strumento essenziale perché riesce a veicolare dei dialoghi possibili, fatti di tenerezza, di accoglienza, di accompagnamento, che si contrappongono a quello che normalmente facciamo, ma perché siamo presi dall'abitudine di tutti i giorni, quindi noi qualche volta sgridiamo le persone malate di Alzheimer, diciamo perché non ti ricordi, perché cerca, te l'ho detto prima, invece qua vengono proposti non solo dei dialoghi possibili, ma anche delle esperienze di tecnici del mestiere, che sono sia dottori ma architetti di interni, possono essere, c'è una dottoressa che si occupa di tecniche erboristiche, quindi oli essenziali, ci sono tanti contributi tecnici accompagnati appunto a questi dialoghi possibili fatti da una mamma malata di Alzheimer e una figlia sana. Le voci di Michela Vitali, Luisa Gentili, Giorgio Omar Maclufi, Asia Norbedo e Franca Belletti ci fanno assaporare narrazioni tratte da esperienze vere o verosimili che ci mettono di fronte ai pensieri delle persone che soffrono e all'atteggiamento di rispetto che diventa cardine della nuova relazione. Le puntate sono fruibili gratuitamente sulle maggiori piattaforme di podcast e verranno linkate direttamente al sito dell'ITIS per consentire una più immediata fruizione anche ai familiari degli ospiti. I caregiver sono molto importanti, quello che si riesce, come dire, a comunicare è importante affinché tutti quanti si rendano conto, soprattutto i caregiver, che non sono da soli, ma non solo ITIS, ma tante associazioni curano questo aspetto che è importante, perché la famiglia che sta vicino alle persone fragili, non solo Alzheimer, non solo decadenza cognitiva, non solo anziani non autosufficienti, è l'aspetto più fragile di tutto questo episodio. Allora, torniamo a leggere i giornali, torniamo sul Corriere della Sera per vedere i temi nazionali e internazionali. Si parla ancora del caso Salis, l'Ungheria attacca, non è un'eroina. Il portavoce di Orban risponde al padre, l'ha trasformato in un caso politico. Bufera per le parole di Raimo. 3 giorni dopo aver denunciato la sorprendente intromissione dell'Italia nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis, Kovacs, il portavoce del primo ministro Orban, ieri è tornato alla carica su X, ex Twitter. Ilaria Salis non è un'eroina. Lei e i suoi compagni sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi. Questi sono i fatti. Il legame Ursula-Giorgia che fa scattare la sinistra in Italia e in Europa. La lettera di 4 commissari UE contro von der Leyen. Poi ancora Kiev, distrutti 6 aerei russi, ma le truppe di Mosca avanzano. L'esercito di Putin si attesta fuori Kassiv Yar, vittime a Zaporizhia e Kharkiv. Poi ancora andiamo a vedere in Africa invece il genocidio dei Tutsi, Ruanda 30 anni dopo, il ricordo dei massacri che rafforza il regime, ma il paese guidato da Kagame è tra i più vivaci del continente. Qui vediamo le immagini risalenti al 94, ragazzi soldati di pattuglia e reclute dell'esercito governativo ruandese, poi i resti delle vittime del genocidio da restituire alle famiglie per i funerali. La missione di Macron alla Francia, è mancata la volontà di fermare lo sterminio, ricordiamo a 30 anni da quegli eventi. Studente ucciso, ragazza aggredita, minacciata perché poco islamica, shock in Francia, la madre della 13enne, siamo anche noi musulmani ma non capisco. La strage del 2018, condannato a 30 anni per l'attentato di Strasburgo. Antonio Megalizzi aveva 29 anni ed era un giornalista appassionato dell'Unione Europea. Il principale imputato del processo per l'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo del 18, che causò 5 vittime, tra cui appunto anche Antonio Megalizzi, è stato condannato. Audrey Modiehi dovrà scontare 30 anni di carcere per aver aiutato il jihadista Sherif Cekata
a procurarsi la pistola con cui compì la strage. Ancora sempre sul Corriere della Sera, il sisma a New York, tremano i grattacieli, terremoto di magnitudo 4,8, epicentro in New Jersey, breve stop ai voli negli aeroporti, ma nessun danno fortunatamente. Qui vediamo anche la cartina dell'epicentro, fenomeno molto raro, 2 scosse in 100 anni, dice l'esperto, anche riferendo a una statistica. Torniamo sul piccolo, andiamo a vedere le pagine dei Balcani, dedicate ai Balcani. Scoppia la polemica sulla Casa dei Fiori. Belgrado vuole sfrattare la tomba di Tito. L'idea del sindaco uscente, ricandidato Sapic, il maresciallo torna in Croazia e Sarajevo si offre per dare asilo alle spoglie. Questa è la questione, la polemica è politica evidentemente. La regione parte da Trieste la stagione dei treni storici. Da domani al 15 dicembre saranno 28 i convogli che contribuiranno a promuovere il territorio. Il primo è già sold out, dal Trieste Latisana di domani per la festa di primavera al Gemona Sacile del 15 dicembre, tempo di presepi e mercatini di Natale. Un percorso di 28 treni storici che nel 2024 attraverseranno alcune linee del Friuli Venezia Giulia per promuovere il nostro territorio e dare alle tratte una valenza turistica. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a infrastrutture e territorio Cristina Mirante, approva il programma dei servizi con treni con materiale storico in continuità con il 2023. La programmazione, ricorda Mirante, è realizzata grazie alla collaborazione tra Regione e Fondazione Ferrovie dello Stato, col contributo dei comuni, dell'associazionismo locale e di settore e supporto di Promoturismo FVG. Concessioni per le spiagge, nuove gestioni dal 2025. Il garante della concorrenza non ferma Lignano. L'assessore regionale Callari, gare entro l'anno e criteri omogenei. Il presidente della GIT di Grado Marin, per Grado al via le manifestazioni di interesse. Si comincia a parlare anche di balneazione estiva. Ancora un sisma nell'Alto Friuli, 3,4 gradi Richter, nessun danno. Il nuovo terremoto tra Preone e Tramonti di Sopra. Una nuova scossa di terremoto appunto è stata registrata nell'Alto Friuli ieri alle 14:28. C'è sul piccolo anche un ricordo a 20 anni dalla morte di Ameri, di Enrico Ameri, Ameri, il ricordo della mitica voce di tutto il calcio minuto per minuto, un simbolo di coloro che alla radio facevano vedere il calcio. E qui c'è anche un'intervista tra l'altro a Bruno Pizzul, ritmo incalzante del suo lessico ha fatto la storia, c'è tutto il ricordo appunto di questo telecronista sportivo. Per quanto riguarda l'università, la pagina dell'università, vediamo matematica dei ragazzi, edizione record, hanno aderito oltre 1200 studenti, iniziativa organizzata dal Centro per la Ricerca Didattica con la partecipazione delle scuole cittadine il 10 e 11 aprile. Poi ancora insegnare storia nelle scuole, Antonella ci spera ma ha un piano B, questa la neolaureata Antonella Spadaro. Per le scienze, fusione nucleare, l'Università di Trieste in prima linea su 3 progetti chiave, buoni traguardi. Domenico Marzullo, ingegnere meccanico e professore associato all'Ateneo Triestino, dice risultati sperimentali. Michela tutela l'ecosistema marino dallo stress dei cambi climatici, la storia raccontata sempre per quanto riguarda la pagina delle scienze, che vede naturalmente anche la rubrica tenuta da Mauro Giacca, risorgere e morire migliaia di miliardi, l'invasione misteriosa delle cicale in Illinois. Impazzeranno per qualche settimana accoppiandosi freneticamente, poi lasceranno sul terreno un cimitero di corpi, un fenomeno curioso che sicuramente gli scienziati analizzeranno. Si parla di economia, parla la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, il Nord-Est può impedire la fuga dei cervelli con più salari, welfare e formazione
formazione continua. Questa è la sua ricetta, appunto, della rettrice dell'Università di Padova. Torniamo nelle pagine della cronaca di Trieste per dar conto anche dei movimenti politici nuovi che nascono all'interno della nostra regione. La nuova associazione politica, la nascita di Idea Giuliana, che guarda al centro la benedizione di Fedriga. Ieri c'è stata la presentazione di Idea Giuliana con al centro insieme ai promotori anche appunto il governatore Fedriga, come vediamo in questa foto del piccolo, ma rivediamo insieme il nostro servizio. Parte da 7 coordinatori, ma vuole essere uno spazio aperto al confronto e allo scambio di proposte per la città. Oggi è stata presentata Idea Giuliana, un'associazione politico-culturale che mescola l'impegno di chi oggi ricopre un incarico politico e il potenziale interessamento da parte dei cittadini che si identificano nelle idee del centrodestra locale a supporto del sindaco di Piazza. Carlo Grilli, Roberto Cason, Giorgio Cecco, Margherita Canale, Sabrina Polacco, Antonella Serbo e Lorenzo Alberti sono il punto di partenza, supportati oggi dalla presenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Idea Giuliana è una proposta, è un contenitore di idee, è un luogo di ascolto e di dialogo con i cittadini, è uno strumento in più per il governo di centrodestra di questa città, quindi a supporto del sindaco di Piazza, a supporto del presidente Fedriga nell'azione della regione. È un luogo in cui, non avendo l'ansia da prestazione della tornata elettorale, ha il tempo di dedicarsi appieno a quelle che sono le necessità del territorio, a quelle che sono le grandi potenzialità di questo territorio. C'è una grandissima astensione a tutti i livelli, soprattutto a livello elettorale, quindi c'è bisogno di riavvicinare la gente alla politica, perché la politica di fatto ti condiziona la vita a seconda delle proposte che metti in campo. Il pensiero a prioristico di un percorso associativo e politico che guardi all'obiettivo delle elezioni comunali del 2027 è una conseguenza del fatto che parte dei presenti oggi sono stati rappresentanti della lista di Piazza, e dal momento che proprio dalla civica del sindaco ci sono state delle fuoriuscite, il collegamento è presto fatto, ma Carlo Grilli chiarisce subito: questa non è una lista di Piazza 2.0. L'intento è quello di mettere a disposizione della prossima tornata elettorale un laboratorio di pensiero per costruire un programma che sia aderente a quelle che saranno le necessità del territorio. In fase di associazionismo abbiamo la possibilità di essere molto più leggeri e molto più facilmente ci avvicineremo alle persone proprio per ricevere quelle che sono le loro suggestioni. Allora, questo nuovo soggetto che irrompe così sullo scenario politico cittadino, volevo leggere qualche mail che è arrivata al nostro indirizzo. Pierpaolo esprime solidarietà al sindaco Cisint di Monfalcone con una lunga mail in cui insomma, si domanda se queste persone emigrate a Monfalcone siano effettivamente italiane. Questa è insomma la domanda che emerge dalla sua lunga mail. Poi ancora, povero Gabbiano, scrive Gianna, leggendo il piccolo vedo la fotografia del Gabbiano accanto al comignolo, si riferisce all'ex Pavan, in fondo con un velo di tristezza dice: ripenso alla pandemia, ma in fondo cosa può essere rimasto del sociale se il povero Gabbiano troverà posto sulla nuova e lussuosa palestra, ma i cittadini che hanno perso il lavoro e la casa dove vivono ora, si domanda Gianna. Poi la stessa Gianna dice: finalmente si rinnova Piazza Unità d'Italia. Poi ancora una foto, scusate, parla di sanità invece Lucia, i medici di base, il nostro abbecedario, anche se abbiamo pochi medici ma sanno davvero tutto il loro lavoro, avendo la possibilità di avere molte persone nelle strutture ospedaliere che consigliano le cure o esami da fare e i migliori, perché non affidarci unicamente al medico di base con fiducia, dice Lucia. Però spesso il medico di base è proprio difficile trovarlo, signora Lucia, qualche volta insomma ci segnalate anche questa difficoltà. Allora torniamo a leggere la pagina delle cronache del Corriere della Sera, vediamo che si riparla del colpo di pistola di Capodanno. Pozzolo è l'unico indagato, Biella chiuse le indagini,
testimonianze concordi. Lui ripete: non sono stato io. Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Poi ancora, sempre sul Corriere della Sera, i fondi del PNRR, 73 indagati, le truffe di Maire, ex campione di sci, puntavano anche a ottenere bonus edilizi. Poi in un teatro, in un cantiere, da Mestre a Bari, 2 vittime sul lavoro nella giornata di ieri. Chi ha sparato poteva colpire un bimbo, fuori grotta, la mamma ferita al parco giochi. A questi ragazzi dico: così rovinate voi stessi e le vostre famiglie. Nel ventre senzaria di Napoli, il raid del clan in cui il figlio voleva assassinare suo padre, la guerra per lo spaccio nella città con più armi in circolazione d'Europa. Poi ancora vediamo il caso La Russa Junior, nessuna certezza sulla droga dello stupro, la consulenza sui capelli della 22enne che denunciò gli abusi. Cinesi sfruttati, i registri in nero, i giudici dentro il gruppo Armani. Milano, l'accusa non avrebbe impedito il caporalato, l'azienda noi in regola. La borsa di pelle griffata originale Giorgio Armani può costare 1.800 euro, però la fanno i cinesi sfruttati in capannoni dormitorio, da cui esce a 75 euro per il committente ufficiale italiano fornitore poi di Armani, e la casa di moda lo sa, visto che un mese fa i carabinieri del Comando Tutela del Lavoro in uno di quegli opifici cinesi hanno persino trovato un ispettore della Giorgio Armani Operation SPA intento a fare il controllo di qualità dei prodotti. Questa è la storia che arriva appunto dal milanese, dalla Lombardia. Allora torniamo ancora sul piccolo, invece, sul piccolo di Trieste, per questa storia, questo evento alla Sala Luttazzi, affollata di studenti ieri per la tappa triestina del talent show internazionale FameLab. Il dottorando dell'OGS Francesco Dattilo affascina la giuria e trionfa con i segreti delle galassie. Esporre una tesi in 3 minuti, la sfida tra giovani scienziati. L'obiettivo dell'evento è sfatare il falso mito che la scienza sia difficile da comprendere, quindi sfatare questo falso mito è stato il principale obiettivo dei giovani ricercatori che ieri mattina si sono sfidati in Sala Luttazzi. La gara, consistente nel raccontare in soli 3 minuti una tesi scientifica in modo chiaro e coinvolgente, era una delle tappe di FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica. I 9 candidati alla selezione locale si sono presentati sul palco senza l'ausilio di proiezioni grafiche o video, basandosi solo sul proprio talento comunicativo per convincere la giuria di esperti e il pubblico composto da studenti delle scuole superiori, che evidentemente hanno apprezzato, a giudicare insomma da questa foto in cui sembra che tutti vogliano partecipare al dibattito. Quindi a organizzare la gara gli Atenei di Trieste e Udine, insieme alla Sissa, al Comune di Trieste e all'Immaginario Scientifico. Questa la notizia che troviamo anche oggi sul piccolo. Allora noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra trasmissione, ancora con Sveglia Trieste, fra pochissimo. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Laura, grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti gli amici da casa. Grazie di essere qui. Allora, stavamo parlando così fuori onda un po' della situazione, anche commentando alcuni nostri servizi, poi magari rivediamo anche il nostro servizio di apertura di ieri sera sul un episodio insomma di criminalità che poi è sfociato in un pestaggio, una sorta di regolamento di conti. Ecco, forse è già pronto, magari lo possiamo vedere, però da questo volevo partire per arrivare alla situazione di risse, no? Risse in città che sono sempre più numerose e vengono segnalate anche a voi consiglieri comunali, no? In più situazioni e in diversi luoghi, poi ne parliamo, rivediamo insieme il nostro servizio intanto.
Un uomo a terra e altri 2 sopra che gliele danno di santa ragione. Calci e pugni a raffica davanti ai passanti alla fermata dell'autobus di Via Roma, a 2 passi da Piazza Vittorio Veneto. Questa la scena immortalata da un nostro telespettatore e rallentata per consentirne una visione più accurata. Ma cosa ha scatenato tanta violenza? Tutto ha avuto origine attorno a mezzogiorno al vicino Farm Store di Via Ghega. Il titolare del negozio è riconosciuto un giovane ladro marocchino che aveva più volte prelevato oggetti dagli scaffali senza pagare. L'ultimo furto è andato in scena nella giornata di ieri, ma lo staff del frequentatissimo Megastore non era riuscito a fermarlo. Una volta individuato il responsabile, il commerciante lo ha tentato di raggiungere urlando a squarciagola. L'inseguimento è proseguito in strada. Ladro e commerciante sono sfrecciati di corsa in mezzo al traffico per proseguire lungo Via Roma, dove la corsa del marocchino si è fermata davanti al negozio Party Go. Il ladro è stato atterrato dal negoziante facendolo franare contro una delle vetrine andate in frantumi. Quindi è iniziata la vendetta personale dell'esercente. Alla serie di calci all'addome si sono sommati i pugni del collega arrivato in breve sul posto. Sono stati alcuni passanti a far desistere i 2 negozianti cinesi e allertare polizia e 118. Il marocchino è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara per le contusioni riportate, mentre gli agenti della squadra volante della questura di Trieste hanno interrogato i 2 protagonisti del pestaggio all'interno del negozio. Il tutto è andato in scena in un momento della giornata in cui centinaia di persone di passaggio hanno assistito ad uno o più momenti del fatto. Ecco, questo è l'episodio di ieri, negli altri vogliamo commentarlo? Adesso sembra che quasi il marocchino sia stato lui la vittima, no? A me dispiace che le persone purtroppo si devono arrangiare quasi da sole. Abbiamo visto in questo caso 2 negozianti cinesi che erano stufi di quanto è successo, perché questo qua più volte ha cercato di rubare, ha rubato, per quanto è stato riferito, nel loro negozio, e quindi insomma più che una vendetta può essere semplicemente che una persona ne ha fin sopra i capelli, perché con tutto quello che noi abbiamo, con tutto quello che non paga di tasse e le difficoltà che c'è nel lavorare, adesso arrivano questi qua. Non sarebbe il sistema e iniziano a fare i capi a casa degli altri, rubare, a fare anche magari gli arroganti, perché tanto sa che nessuno gli fa niente. Allora purtroppo questo qua è l'esempio di quello che può succedere quando si va nel negozio sbagliato, nel posto sbagliato, anche perché voglio ricordare che io tengo presente che in questa città noi non abbiamo memorie di negozianti o comunque persone della comunità cinese che abbia fatto episodi del genere, che siano violenti, che abbiano rotto le scatole nel vicinato, musica, spaccio di droga e altre cose, che invece oggi come oggi possiamo tranquillamente collegare a persone dell'altra etnia che sono state pizzicate nel appunto rubare nel negozio di queste persone. A lei sono stati segnalati anche episodi di disturbo della quiete pubblica, risse, sì, non più in tardi particolare di ieri, a San Giacomo. Non più tardi di ieri mi è arrivata una segnalazione in un giardino vicino a via Montecchi, dove appunto anche là ci sono dei ragazzini, dei ragazzi, anche questi qua appunto, come ho mostrato anche il video che mi è arrivato, appartenenti a, sicuramente non sono italiani, diciamo, che fanno i capi del rione, che tengono la musica ad alto volume anche la notte, che fanno risse, che purtroppo ci sono state anche delle rapine, hanno maltrattato dei ragazzini che girano per rione, quindi cercano di seminare violenza e paura tra chi abita in zona anche da più anni. Cioè, il rione di San Giacomo è sempre stato un rione multietnico, proprio il rione più variegato, diciamo, in assoluto della nostra città, ma non ci sono mai stati tutti questi episodi di violenza come oggi. Sì, fuori di un bar magari uno faceva a cazzotti con un altro, o per una ragazza o per indifferenti motivi, però finiva là. Non erano delle vere e proprie bande che cercavano appunto di seminare paura tra chi abita, e purtroppo questo qua anche le persone si sentono anche un po' abbandonate, perché essendo anche, si parla anche di minori,
Purtroppo fino a quando non cambiano le leggi, non cambiano i regolamenti, sono minori non accompagnati, anche in questo caso le forze dell'ordine hanno ben poche armi Poco potere, insomma, per poter intervenire, a proprio dice. vantaggio da poter usare. Quindi è una situazione veramente difficile. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, signora Buccarella, e buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Io concordo in pieno tutto il ragionamento che ha fatto Cinque Palmi fino adesso. Io dirò di più, io ad esempio abito vicino al giardino pubblico, dove anche lì sono successe delle risse, non più tardi di una settimana fa circa, e anche a Piazza Volontario Giuliani è successa un'altra rissa, sempre il stesso giorno, che poi è successo anche in giardino pubblico. Io devo dire la verità, io come cittadino triestino non mi sento tranquillo di girare di sera e di notte. Io purtroppo per lavoro vado via alle 4 di mattina da casa, io qua sotto casa c'ho anche un locale dove è frequentato da stranieri e tutti quanti, se non quasi tutti, hanno il coltello. Mia moglie doveva andare a lavorare anche lei la mattina alle 5, è stata inseguita da uno di questi col coltello che ce l'aveva addosso. Per fortuna c'erano i carabinieri là del bar moderno, che di mattina è aperto presto, che il tipo ha girato la strada e è andato da un'altra parte. Adesso io non voglio dirvi quel giorno quanto nervoso che mi è venuto addosso sapere che è successo questo fatto. E lo crediamo. Però io voglio dire una cosa, chi è quello che deve garantire la nostra sicurezza come cittadini a Trieste? Chi è il primo che deve garantire? È il sindaco. Che il sindaco vada a dire oh, io vado a parlare col questore, col prefetto e tutto quanto, e alla fine cosa che ha concluso? Che questa gente continua a girare liberamente avanti in Rio, solo che noi giriamo coi cellulari magari e loro girano coi coltelli. Beh, non è semplice intervenire, però. Solo un attimo, è signora chiaro. Buccarella. Sì, dica, però questa gente che già mi gira per strada coi coltelli vuol dire che già girano con l'intenzione di fare casini, come infatti, gli accoltellamenti che ci sono di continuo. Infatti Allora, i controlli si stanno centrando proprio su questa sì, ma non serve che mi questione, mandi no? la pattuglia della polizia adesso in giardino pubblico vabbè, che altro con si i può cani fare, e però? tutto. Devi mettere gente in borghese che giri più spesso. Più spesso in borghese, suggerirebbe. In Va borghese, bene. non questi con la D'accordo. divisa. Grazie arrivederci. del suggerimento. Allora, buona giornata. Sarebbe più Sì, efficace. chi ha secondo il telefonato signore adesso da questa- casa sì. in parte ha ragione perché le persone hanno sempre più paura. Come ho detto anche prima, serve ben poco una macchina di carabinieri che arriva dove c'è il giardino, che ci sono questi gruppi di ragazzi che fanno casino, già con le sirene spiegate, così uno ha il tempo di sentire e poi riescono a scappare. Bisognerebbe trovare la maniera di intervenire, ma intervenire realmente sul campo. Bisogna mettere più polizia, mettere unità cinofile, perché secondo me, a parere personale, sono le l'unica arma che hanno le forze dell'ordine per riuscire a intervenire preventivamente, ad esempio sulle situazioni di spaccio, perché se una persona può anche camminare tranquilla per gli affari suoi, sola, isolata, e gli passa vicino anche a 5-10 metri di distanza un cane molecolare, riesce a sentire se questa persona ha o non ha sostanze addosso, no? Il sindaco è il primo, proprio anche in un'intervista che ha rilasciato, che ha detto che adesso girare magari la sera ha paura, che sta succedendo varie cose, succedono cose veramente che per la nostra città non è consuetudine. Purtroppo il sindaco può, insieme anche al nostro assessore alla sicurezza, intervenire con la polizia locale. Adesso anche grazie all'armamento finalmente la polizia locale potrà fare anche pattugliamento notturno, che fino ad oggi non era previsto. Dall'altra parte però si deve sempre confrontare con il questore, perché la polizia e i carabinieri passano attraverso È chiaro, assolutamente. Cioè, questo è il nella senso regione, del nel dialogo, comune, no? ma attraverso lo Stato. No? Non è che non serve a nulla, anzi. Ecco. Diciamo che con l'implemento del personale che si è avuto in questi ultimi 2 anni della polizia locale,
con l'armamento, che io voglio ben ricordare che tutta l'opposizione era contrario. Si diceva cosa servono le armi a Trieste, perché i vigili devono andare in giro a fare con la pistola e i vigili devono fare le multe. Non è così. Ormai noi abbiamo un gruppo della polizia locale che è ben specializzata anche a indagini, hanno scoperchiato giri di spaccio, hanno fermato passer che portavano extracomunitari attraverso i confini con appunto i vari furgoni, tutto. Quindi non è che la polizia locale fa ormai un servizio solo di multe e basta. Ormai insomma l'armamento alla polizia locale è una realtà. Ormai è una realtà che funziona, perché funziona per quanto può garantire, funziona. Il problema che noi abbiamo, a parer mio, ma lo dimostrano i fatti, sono le applicazioni delle leggi completamente diverse. Cioè, quando una persona finisce in carcere perché ammazza qualcuno, ruba da qualche parte e vengono giustificati dai giudici, dai magistrati o dai PM, vengono addirittura giustificati o non solo, alle volte anche risarciti. Perché adesso, ad esempio, quello che abbiamo visto prima, che è stato fermato da chi aveva il negozio, dai due negozianti, finiranno sicuramente probabilmente dovranno risarcire quello che è un ladro. Attenzione, ci scrive Oliver, no ai giustizieri signor Cinque Palmi, ascolto con grande dispiacere quanto dice l'ospite, se il ladro per aver rubato un paio di mutande tentano di ucciderlo, le persone hanno le forze dell'ordine dalla sua parte. Sì, ma questo qua, siamo sempre su questo qua, no? Intanto non ho visto nessuno che tentava di uccidere nessun altro, poi va tutto bene per un paio di mutande fin quando le mutande non sono le proprie. Ecco, perché quando le mutande in realtà sono le proprie, sono i primi che iniziano a chiamare forze dell'ordine, farsi giustizia e protestare che non sono difesi. Allora, finché le mutande sono degli altri, ma sì, sono ragazzi, lasciamoli fare, ma sì, è il momento difficile. Non è così, che sia un paio di mutande o che sia 100.000 euro, le cose devono essere equiparate. Uno non deve rubare. Punto e basta. Uno non deve spacciare, uno non deve far paura, uno non deve inseguire una ragazza che cammina. Non è normale che qualcuno gli si metta dietro, ma per nessun motivo al mondo si può permettere di inseguire un'altra persona. Certo. Cioè, ma dove stiamo arrivando? Buongiorno, buon sabato, ci scrive Roberto. Come in Borghese dovrebbero essere fatti i controlli sugli autobus perché tanti extracomunitari, dice Roberto, salgono tranquillamente ma non tutti hanno il biglietto. Beh, non solo extracomunitari, insomma c'è anche qualche furbetto. Diciamo che per lo più sono gli extracomunitari, anche perché ad esempio i ragazzi che oggi si fanno un abbonamento hanno un altissimo sconto perché sono studenti. Quindi gli over ormai 65 anche, no? Gli over 65 uguale, quindi diciamo che un genitore ha tutti gli interessi a fare l'abbonamento annuale perché costa veramente, per il servizio che viene offerto, costa relativamente poco. Quindi è vero, la maggior parte che salgono sugli autobus sono quelli che non hanno neanche i documenti, tanto poi arriva il controllore e non gli domanda neanche il documento. Perché non gli domanda? Perché il controllore ha paura. Perché questi qua magari rischiano di prendersi uno schiaffo, ma non solo uno schiaffo, è anche successo che qualcuno addirittura si è preso qualche sputo in faccia. Cioè, ma è follia. Allora purtroppo anche queste persone che sono messe a controllare chi ha e chi non ha il biglietto, tante volte si girano dall'altra parte perché sanno di non essere tutelate, perché poi arriva quello che ci dice non bisogna farsi giustizia da soli. È chiaro che non bisogna farsi giustizia da soli, però io voglio ricordare che ad esempio a me personalmente mi sono trovato una comitiva di persone che arrivano oltre confine dormire nel giardino di casa mia. Io sono un uomo, ho 45 anni, ho trovato 10 di loro che dormivano e in modi gentili li ho accompagnati al cancello e fatti uscire. Però se possono essere io e mia mamma, una signora o una ragazzina di 16 anni che si trova davanti questo gruppo di persone, voglio vedere cosa succede. E dopo è come il signore che dice i nervi che mi sono saliti quando ho preso la notizia che uno ha inseguito mia moglie col coltello. È chiaro, e quello non è farsi giustizia da solo.
Caspita. Renata dice più o meno questo, dice: io credo che lo sconforto in città sia generale anche tra le forze dell'ordine, i delinquenti che girano se ne fanno un baffo dei fermi e delle segnalazioni, ricordiamo da che contesto provengono, dice Renata, mentre Stefano parla di vera e propria invasione incontrollata, di necessità insomma di maggiore sicurezza. Poi invece Emma dice: le forze dell'ordine sanno bene cosa fare senza le istruzioni del signor Cinquepalmi, questo è un momento difficile ma è ben controllato dal questore, non mandiamo messaggi sbagliati di sfiducia sulla legge e i suoi tutori. No, che sulla vanno, legge io posso anche mandare così. messaggi di sfiducia, perché quando vedo che una persona ha ucciso in questura 2 agenti e poi gli viene riconosciuta l'infermità mentale, per quanto mi riguarda c'è sfiducia e anche malafede, perché una persona che armeggiava in quella maniera secondo me è tutto meno che fuori di testa, pazzo o non sa maneggiare un'arma. Per esempio io non ho mai sparato, se uno mi dà un'arma così non so neanche da che parte guardarla, oppure io non esco di casa con un coltello in tasca e ne ho di coltelli perché mi lavoro, sono ristoratore, voglio dire, avrei anche sono andato a comprare un coltello per l'attività, ma non esiste, voglio dire, uno che esce di casa con un coltello o qualsiasi tipo di arma nella tasca è qualcuno che ha il cervello distorto. Non può essere scusato e nient'altro. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Volevo incidere su un argomento, no? Che prima il signor Cinquepalmi ha detto che tutti avevano il coltello in tasca. No, non ho detto io. Sì, l'ha detto, sto guardando la diretta. No, l'ha detto l'ospite che ha telefonato da casa. Vabbè, e a parte quella cosa che anche il fatto che i controllori hanno paura di chiedere il documento non è vero. Vabbè. Perché, ad esempio, i controllori chiedono il documento se non hanno la tessera, però se l'indagato ha la tessera, ovviamente non chiede il documento e ce l'ha direttamente là. Non è che i controllori hanno paura di chiedere il documento perché vengono sputati o vengono presi a chiedere scaffi. il biglietto, no il documento. Sì, ma va bene. E poi le forze dell'ordine hanno questo problema che per le cose importanti ci impiegano mezz'ora per arrivare. Perché appunto purtroppo sono oberati di lavoro quando questo in realtà non ci sarebbe bisogno. Devono correre da una parte, devono correre dall'altra e i tempi si allungano, questo è chiaro. C'è poco personale e per questo ci impiegano più tempo. È chiaro che dopo se noi li stanno mezz'ora, in quella mezz'ora devono guardare cose, appunto devono fermare persone che combinano di tutto e di più in giro per Trieste. Grazie al nostro telespettatore, non ho capito il nome, non so se l'ha detto forse all'inizio, ma... No, non ho detto il nome. Va bene, grazie, buona giornata allora. Che dopo voglio anche ricordare, voglio far ben presente, no? Che ci sono delle persone che vengono qua a Trieste e hanno tutta la voglia di lavorare e di integrarsi. Con me lavorano anche persone non di diverse, di tutte le etnie. Di varie provenienze, no? Di varie provenienze, ecco. Quindi se una persona ha voglia di lavorare, se una persona ha voglia di integrarsi, lavora, punto e basta, non va in giro a rompere le scatole, anche perché se lavora non può mettersi in giardinetto a rompere le scatole, gli orari non sono compatibili, quindi chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di creare un tessuto, di far parte del tessuto sociale della nostra città, ovviamente non rientra in questi tipi di discorsi, ecco, perché chi è integrato, voglio dire. È chiaro. Purtroppo qua stiamo andando incontro a un tipo di criminalità, una che è quella di gente che non è integrata, che sono appena arrivati. È frutto quindi di una mancata integrazione. In più andiamo incontro a un altro tipo di criminalità, che sono quelli di seconda, terza generazione, che oggi magari sono minorenni, che hanno 14, 15, 12 anni, che per dimostrare chissà cosa in memoria e questo fa parte di un altro vari fenomeno, bagagli culturali, no? che magari anche i genitori ormai non c'entrano assolutamente niente, però si sentono di creare questo tipo di clima di gang, varie bande e tutto. Dopo chi ha dei genitori a casa, chi è seguito, talvolta io ho visto
non so se vi ricordate quando anni fa è venuto fuori quella confusione sui topolini di Barcola. Sì, come no, certo. I primi che sono venuti anche sui topolini per dare una mano, erano proprio quelli che erano integrati, certo, che hanno preso i propri figli per l'orecchio, li hanno portato là e hanno dato una mano a pulire. Quindi chi lavora, chi ha voglia di creare, è il primo che si difende e vede anche tutte queste cose che dicono: scusate, io per avere la residenza, per averci la cittadinanza, certo, per trovare un posto di lavoro, mi sono spaccato in 4 e sono riuscito. Adesso arrivano questi qua che pensano di creare, di fare i bandini e devo rispondere io per loro, quindi anche loro sono i primi che si arrabbiano, che gli danno fastidio queste confusioni. A ripristinare una situazione insomma, di legalità e di normalità. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Guardi, nella Repubblica Italiana ci sono un sacco di leggi che non vanno, c'è la burocrazia che non va, e se non le cambiano i politici, chi cambiano le leggi e la burocrazia? Tutti dicono è così, è così, è così, e perché non le fate cambiare? Se uno viene a casa sua o se viene a casa mia deve adeguarsi alle mie regole, non gira per casa dove vuole. E un'altra cosa, se io sono ospite da qualche parte, cerco anche di contribuire con la famiglia che mi ospita nel fare i lavori. Questa è una questione di buon senso, non è una questione di destra o di sinistra. Qua, tra sindacati, tra politici, hanno rovinato il più bel paese del mondo che è l'Italia. Va bene? Hanno rovinato il più bel paese del mondo che è l'Italia. E io per questo voglio quello che è anche un diritto di tutti i cittadini, il territorio libero. Perché a me queste cose non vanno bene. Va allora, bene. Sì, visto che abbiamo un diritto, visto che l'Italia, io quest'anno compio 80 anni, è anni che dovrebbe cambiare, anni. Ed è sempre peggio, non sempre meglio, sempre peggio, basta vedere un attimo cosa succede in giro. Il 50% in Italia non arriva più a fine del mese, non riescono più a curarsi. Guardi la sanità dove è andata a finire. E dobbiamo stare, sì, bellissimo paese per farci le ferie e poi andare via, come vanno via tanti giovani da Trieste, lo dicono i giornali, non lo dico io, 400-500 giovani lasciano la città ogni anno, ma stiamo scherzando? Già ce ne sono pochi, no? Dice lei, Fulvio. No, grazie, volevo chiedere al signore allora, che è là con lei, no? Perché non si eseguono quelle che sono le leggi. La 3054 recepisce il trattato di pace. Perché non viene eseguita quella legge e viene violata invece qua a Trieste? Grazie e buona giornata. Grazie Fulvio, buona giornata. Vuole rispondere a Fulvio? Per quanto riguarda il territorio libero, ormai secondo me loro vanno avanti per la loro strada, che piace o non piace, può essere condiviso o meno. Bene, mi sembra che sui vari documenti ci siamo già espressi. Dopodiché sulle leggi che ci sono in Italia, le leggi ci sono, ma dopo vanno anche interpretate. Noi abbiamo visto più volte che le leggi sono state interpretate in maniera assurda. Cioè io provo a pensare anche a quanto è successo un paio d'anni fa qua a Trieste, ci sono stati 2 respingimenti di persone arrivate senza documenti. Queste persone appena rientrate in Slovenia avevano già degli avvocati, hanno fatto ricorso al TAR, il TAR le hanno dato ragione e sono state anche risarcite 10.000 euro a testa e fatte rientrare in Italia. Quindi le leggi ci sono, vanno, e purtroppo siamo sempre là, torniamo al discorso di prima, poi bisogna vedere chi e come le va a interpretare. È chiaro. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Volevo iniziare da un argomento che non è stato toccato, però volevo chiedere all'ospite una cosa. Allora, adesso siamo in prossimità delle elezioni europee, giustamente, no? E sento che c'è poca fiducia, diciamo, nella politica e tutto il resto. Io ricordo al suo ospite, visto che un po' ho iniziato a seguire, le dico la verità, le cose un po' da quando è avvenuto il lockdown e tutto il resto, no? Io ho guardato vari video della Meloni, no, negli anni passati, e secondo me alla base della politica deve esserci la coerenza. Io non so come una Meloni può dire nel 2014 usciamo dall'Unione Europea, l'euro no, tutto il resto, e poi a distanza di 10 anni cambiare completamente, diciamo, bandiera, no?
Io non voglio entrare nell'interno delle cose che succedono perché non le so io, magari non le saprà neanche il suo ospite, o forse sì. Però questa mancanza di coerenza, visto che l'Unione Europea ci sta rovinando in tutti i sensi, soprattutto alle persone povere, che parlo per me, che ho avuto un ex marito purtroppo che è morto giovane a 57 anni e non voglio neanche dire il motivo perché non voglio creare polemiche, e mi ritrovo con 600 euro di pensione. Naturalmente i prezzi aumentano, tutto aumenta, cioè il costo della vita aumenta, però le pensioni e le paghe restano uguali. Bisogna mettersi un po' anche nei panni dei cittadini. Io sinceramente riesco a pagarmi l'affitto, che per fortuna vivo in una casa comunale e non pago neanche tanto poco in base a quello che prendo, mi scusi se mi dilungo un po', ma voglio spiegare la situazione. Chiaro. E quindi faccio la spesa, pago le bollette, non riesco ad arrivare a fine mese, ma non ci riesco proprio. Io alla mia età, visto che non sono più giovanissima e mia mamma ha 85 anni e invalida al 100%, mi secca un po' pesare su mia mamma, perché un domani che mia mamma non ci sarà più, io morirò di fame allora. Poi un'altra cosa, quella che mi interessa di più, visto che si parla tanto di queste case green, di metterle in regola e si sanno i costi, no? Una persona come me, ammettendo che io rimanga qui o che vada che non avrò mai i soldi o abbia una casa privata, cosa deve fare per mettere? Cioè io sinceramente non capisco queste scelleratezze di questa Unione Europea, con il credito al carbonio, con tutte queste cose qua. Volevo chiedere proprio al suo ospite, cosa ne pensa di queste case green? Cosa farà l'Italia? Perché non penso che tutte le persone, visto che siamo in povertà, riusciranno a mettere in regola queste case. Queste case verranno svendute e poi verranno acquistate a poco prezzo e noi dove andremo a stare? Sulle tende? Verremo in piazza Miserere sotto la tenda, praticamente dove il sindaco non vuole che si vadano a fare manifestazioni né niente. Va bene Daniela, abbiamo capito la segnalazione. Allora grazie Composita. Allora voleva rispondere subito la signora Daniela. Proprio per questo diciamo che adesso le prossime elezioni europee bisogna cercare di cambiare assolutamente la rotta di questa Europa, che appunto si va a perdere per regolamenti assurdi che non hanno anche le case green, non hanno niente di green, è solo un modo per far spendere soldi e per una scusa assurda, che è appunto quello del cambiamento climatico e altro, anche perché non so effettivamente quanto bene faccia ad esempio a una costruzione questi cappotti in polistirolo, in plastica, dove non lasciano più traspirare l'aria. Cioè, noi abbiamo la fortuna di avere case che ormai anche sono rimaste in piedi anche con i bombardamenti della seconda guerra mondiale e tutto quant'altro, perché proprio hanno dei muri forti, perché i muri sono ventilati in maniera naturale, e quindi diciamo che chi un po' di edilizia capisce sa che tutto questo plastica attorno alle pareti sicuramente non fa bene. Quello che si sta cercando di fare adesso in Europa è chiaro che per quanto mi riguarda bisognerebbe immediatamente abbandonare l'euro, bisognerebbe tornare come era prima, ma in questa situazione, in questo momento non si può fare. Quindi bisogna cercare di cambiare completamente rotta, sia noi qua in Europa, cambiare rotta anche in America e portare delle politiche che sì, anche quando si è in Europa, comunque ogni Stato abbia delle regole e delle leggi dove che appunto è libero e può legiferare tranquillamente. Cioè, io sinceramente non capisco come noi qua in Italia, in nome di energia green, eliminiamo i campi nel meridione per mettere poi i pannelli fotovoltaici che per la maggior parte non sono ancora allacciati e poi importiamo il pomodoro dal Marocco, faccio l'esempio, o le arance o i limoni. Quindi queste politiche di oggi sono completamente... Dovrebbe essere fatto perlomeno insomma con un certo criterio e soprattutto ogni paese deve ricordarsi alla base, no? Di dov'è. Cioè, l'Italia ha la fortuna di essere una penisola che si affaccia completamente sul mare, ha una peculiarità particolare dove ad esempio ci sono più specie di verdure di tutti gli altri paesi europei. Se noi continuiamo a mettere pannelli fotovoltaici e pale eoliche, però poi cerchiamo di importare le auto costruite in Cina con le batterie che scavano e c'è lo sfruttamento minorile, insomma effettivamente non so che idea green ci sia alla base di questo. Ecco. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia del consigliere comunale Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia e abbiamo già una telefonata in attesa, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Luigi. Senta, a me colpisce una cosa di questi politici. Ascoltando il signor Cinquepalmi, io ho sempre la sensazione che sia un esponente dell'opposizione. Parlano nello stesso modo, stessissimo modo di quando erano all'opposizione. Cioè urlano a destra, a sinistra, ma si rendono conto che stanno gridando contro il governo? Se le cose non vanno bene è colpa del governo, come dicevano quando erano all'opposizione. Quando le leggi non sono rispettate è colpa del governo. Signor Cinquepalmi, non siete più l'opposizione, siete al governo, siete quelli che fanno le leggi che devono essere rispettate. È inutile che... Comunque, guardi, volevo, se mi permette, solo 30 secondi, non ho telefonato per questo, ma questa è una cosa che volevo dire. Sì. Sa per cosa ho telefonato? Per come vanno le cose, per il comportamento dei politici soprattutto. Perché io sto parlando di un caso molto noto, che però nessuno parla più. E sto parlando di quel caso di Capodanno del signor Bossolo, come si chiama? Quello della sparatoria del Capodanno, insomma, quel colpo di pistola sfuggito accidentalmente sicuramente. Sì. Però non ho mai visto in una stanza, si trovavano in una stanza 3 o 4 soggetti politici, c'erano dentro 4 politici, una sindaca, un sottosegretario, un guardia del corpo. Parte questo colpo di pistola accidentalmente, ferisce un ragazzo. Come si sono difesi questi nostri, che io li chiamo pseudopolitici, perché già ora non dovrebbero essere più al loro posto? Dietro l'omertà di tipo mafioso. Nessuno parli, nessuno dica cos'è successo. Non erano in 5.000 in una piazza, erano 4 persone in una stanza. Abbiamo scomodato il RIS di Parma per fare la prova della polvere da sparo sulle mani di soggetti. Questi erano dei politici e sappiamo anche che politici erano. Dunque è inutile inalberarsi a gridare a destra, manca, le cose non vanno. Ha ragione allora il signor Fulvio, che io non approvo molto, però il signor Fulvio, fate le leggi, fate rispettare le leggi. Quel signore che ha sparato a Capodanno, che sembra sia stato lui, però abbiamo dovuto fare 4.000 prove prima, cosa costava alzarsi? Scusatemi, scusa ragazzo, ti risarcirò, ti pagherò, ho fatto lo stupido, mi è sfuggito. Chiuso il discorso. Chiaro. Questa è mafia. Grazie e buona giornata. Grazie Comunque, a lei, buona giornata. Che è al governo. Grazie. Allora, sul caso Pozzolo interviene anche un altro telespettatore che si chiama Davide, dice: chi esce con la pistola da casa è disturbato, ottima analisi della vicenda di Capodanno del deputato Pozzolo. Insomma, hanno ragione, cioè, se uno è deficiente, è deficiente. Cioè, non è che ci sono giri di parole o che bisogna difendere qualcuno. Per quanto riguarda che c'è omertà, che nessuno parla, non mi risulta, perché proprio giorni fa, forse addirittura oggi anche sul giornale, c'è scritto che tutti quanti in quella sala dicono che è stato il Pozzolo, solo lui sta ancora dicendo che non è vero, quindi mi sembra che tutti quanti siano abbastanza allineati contro questo qua, che evidentemente se è stato lui, cioè, dovrebbe prendersi che sia stato uno sparo comunque, accidentale è differente, però insomma da qua a collegarlo alle vicende di politica nazionale, perché ricordo che precisamente in piazza dell'ultimo dell'anno, in una città del meridione, un sindaco del PD è uscito in piazza e ha iniziato a sparare per aria. Ecco, anche questo qua, ma non è che è colpa del PD, o quello che sta succedendo adesso a Bari, non è che è colpa del PD. Se Emiliano, che è un magistrato, va a parlare a casa di un mafioso per garantire, per mettere, probabilmente il PD non c'entra.
la colpa è di una singola persona. Le chiedeva proprio un parere su questa vicenda il signor Claudio Visintin con una mail, dice: chiedo al consigliere un commento in campo nazionale a proposito delle dichiarazioni. A me sembra che faccia più notizia uno che per l'amor di Dio non ha giustificazioni, come ho detto prima, ribadisco, ha problemi mentali, che durante una festa tira fuori per far vedere la pistola nuova e gli parte un colpo. Voglio dire, dall'altra parte vediamo oggi cosa sta succedendo a Bari, voglio dire, ma non è che una cosa giustifica l'altra, assolutamente, però anche qua parliamo di persone che a Bari è venuto fuori una compravendita di voti, è venuto fuori che il presidente di regione, nonché magistrato, va a casa della sorella di un mafioso per garantire su un assessore che deve svolgere il proprio lavoro, e il stesso sindaco, il stesso assessore smentisce il presidente di regione, cioè anche là c'è qualcosa che non va, e su questo non ci si può nascondere, che poi casualmente è il PD, su questo però si parla poco, fa più notizie un scellerato che insomma, voglio dire, purtroppo non è il primo, spero perlomeno che sia l'ultimo che succeda, ma dubito che in Italia non succederanno più questi tipi di episodi. Per quanto riguarda, sì, che adesso siamo al governo, è vero, infatti si sta cercando di cambiare anche le leggi che va a toccare i magistrati. Si sta cercando di fare un qualcosa che ormai da anni il centrodestra, già Silvio Berlusconi aveva iniziato a fare un cambio su come vanno a operare in questo momento i giudici, i magistrati, i PM, tutto quello che è. Quindi diciamo che il problema della giustizia, il nodo della giustizia adesso deve essere cambiato anche tramite il nostro ministro Nordio, dove appunto comunque si sta polemizzando su vari test che lui vuole inserire, su vari nodi ancora da chiarire, ma insomma non mi sembra niente, purtroppo non mi sembra niente di nuovo. È chiaro che adesso noi siamo al governo, siamo al governo da 1 anno e 8 mesi, 1 anno e 6 mesi, adesso non so fare i conti in velocità, ci dobbiamo confrontare contro una macchina che deve essere cambiata, cioè, non è tanto proprio di cambiare la macchina, bisogna proprio rottamarla e ripartire da zero. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Sono Oscar, buongiorno dottoressa Oscar, Laura. buongiorno. Buongiorno al consigliere. Buongiorno Oscar. Volevo portare all'attenzione vostra e anche di chi ci sta ascoltando un fatto accaduto all'incirca 1 anno fa per quanto riguarda i migranti. Nella zona in cui abito, alla mattina del 21 settembre, e qui mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto per dire, ho visto una macchina straniera scaricare 2 bambini e un adulto vicino a casa nostra. Segnalato al 112 il fatto, segnalato alla macchina, segnalato il fatto appunto, ripetutamente chiamati, sono intervenuti dalle 7 del mattino che ho fatto la chiamata alle 17 del pomeriggio, alle 5. Quindi questi bambini che avranno avuto circa tra i 7, una bambina, e il ragazzo sugli 11-12 anni, erano fuori, all'aperto, ha piovuto, si sono bagnati, sono sceso perché veramente guardandoli mi facevano pena, gli ho portato qualcosa da vestire, gli abbiamo dato qualcosa da mangiare. Le forze dell'ordine e la Polizia di Stato in questo caso sono intervenuti appena alle 17. Questo mi sembra, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Si dice che c'è poco personale, c'è molto lavoro da fare, ma 9 ore far aspettare queste 3 persone, che in ogni caso sono persone fuori, all'aperto, sotto la pioggia, al freddo del 21 settembre, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ecco, lo porto pubblicamente questa mia esperienza perché si sappiano come sono le cose. Tutto qua.
Nient'altro. E grazie della testimonianza, Oscar. Lei è assistito a questo episodio, ce lo sta raccontando oggi in diretta. Grazie, buona giornata. Cosa dice su questo? Che purtroppo poi chi realmente ha bisogno di essere aiutato, perché ci sono bambini, se c'è una famiglia tipo questa rappresentata, questa che ci ha appena raccontato il signor Oscar, paga anche per quelli che in realtà non hanno nessun diritto, tra virgolette, d'aiuto, nessun diritto di essere qua nel nostro territorio. Per questo bisognerebbe cambiare le leggi, cambiare il modo di entrare qua in Italia. Bisognerebbe creare, come si è fatto con l'Albania, ma questo qua anche farlo con altri paesi, dei punti di partenza dove appunto si fa un'istruttoria prima di partire e chi può arrivare nel nostro territorio arriva sano e salvo, senza dover pagare qualcuno, senza andare a alimentare qualche malvivente o qualche appunto passer che su queste storie qua lucrano e si fanno dei soldi. Controlli ci sono, ci dovrebbero essere di più. Voglio far presente che adesso c'è stata la sospensione di Schengen sui confini principali, sì, c'è un controllo, no? Anche questo qua è stato mal visto, è stato demonizzato, ma anche in questo caso i dati parlano chiaro. Cioè noi abbiamo avuto nel 2021 0 respingimenti, 0. Nel 22 ci sono stati 40 respingimenti, nel 23, dati ufficiali del Ministero dell'Interno, 1340 respingimenti. È chiaro che sono pochi, per quanto mi riguarda sono pochi come respingimenti. Bisogna fare di più, bisogna cercare di pattugliare tutte le linee di confine. È difficile perché il comune di Trieste, la provincia di Trieste ha un confine boschivo, quindi è difficile il pattugliamento. Io penso a tutta la zona di Basovizza, di Dolina, di Opicina, per arrivare fino a Muggia non è un confine piccolo che basta mettere una pattuglia e si è risolto il problema. Bisogna assolutamente fare in maniera che gli altri stati collaborano, penso alla Slovenia, penso alla Croazia, penso che in realtà si trova alle porte dell'Europa, dove dovrebbe essere fermata questo tipo di immigrazione illegale. È difficile, perché insomma, ne dobbiamo prendere atto che non è semplice, però non bisogna nasconderci, non è che uno dice siccome non è semplice non bisogna farlo, bisogna cercare di farle, di impegnare sempre di più il governo centrale, di impegnare sempre di più la nostra regione, la nostra provincia, il nostro comune, e continuare. Cioè, se nel 23 abbiamo avuto 1340 respingimenti, se adesso anche i dati parlano anche delle entrate via mare, stanno avendo molta riduzione. Su questo qua comunque la Meloni anche in questo è stata, come si dice, da parte dell'opposizione è stata molto, gli hanno parlato molto male di quanto sta facendo come rapporto a livello europeo e anche a livello mondiale con gli altri leader, ma quello che sta cercando di fare non è di portare a casa consensi domani mattina. Ecco, quindi c'è tutta una situazione che deve essere risolta. Questa situazione porta via del tempo, non interessa mettere oggi una bandierina ma che abbia una durata poi nel tempo irrisoria, voglio dire, ma bisogna cercare proprio di fare un cambiamento strutturale. Pensiamo appunto anche con l'accordo fatto con l'Albania, quindi un cambiamento strutturale sul modo dove che le persone arrivano nel nostro paese. Allora, c'è l'intervento di Emma che critica un po', dice no alla violenza fai da te, è terribile solamente pensarlo, lo voglio urlare, dice al signor Cinque Palmi, la prima cosa che ti insegnano a scuola di difesa è l'autocontrollo, farsi prendere dalla rabbia ti mette ancora più in pericolo.
Insomma, questo è il discorso di Emma, che dice poi ancora non vorrei avere un padre che mi insegna a reagire alla violenza con la violenza, e poi aggiunge: grazie al nostro sindaco che sta costruendo le palestre sane e istruttive per i nostri figli, signor Cinquepalmi, non caluni il nostro sistema di giustizia. Come al solito, forse ho sbagliato io a esprimermi, non mi sono spiegato bene, ma nessuno ha detto che uno si deve difendere da solo. Ma ho semplicemente detto che le persone sono stufe e che bisogna fare attenzione, perché quando una persona ha difficoltà ad arrivare a fine mese, quando una persona è arrabbiata, quando una persona subisce determinate cose, determinate ingiustizie, questa persona può diventare, c'è del malcontento in questa persona. Quindi se un negoziante vede che qualcuno è entrato più volte a rubare nel proprio negozio, magari ha tirato fuori un coltello, magari fa il prepotente, altre cose, purtroppo uno può anche girare le valvoline in testa. Ecco, e sta succedendo ed è quello in qualche che caso, no? Dopodiché in quel caso parliamo comunque in ogni caso che anche questo negoziante non è un cittadino italiano. Quindi quando si dice che a scuola i maestri o i genitori insegnano di non rispondere alla violenza, sì, noi siamo così, questa è la nostra cultura, ma non è la cultura di tutti. Allora, perché tante culture rispondono lama con lama. È quello che sta succedendo, partiamo dalla sparatoria fino ad arrivare ad oggi. Allora, buongiorno signora Laura, signor consigliere con Cinquepalmi, ci scrive invece Mario, dice una sola parola, povera Trieste piena di risse e delinquenti. Poi ancora altre mail, la legge di riforma dello statuto del Friuli Venezia Giulia, questo non c'entra con l'argomento, dice che prevede il ripristino delle province porterà realmente benefici alla regione, scrive Stefano. Questo si domanda. Poi volevo leggere ancora rapidamente la mail del signor Gianni, che dice un sentito saluto a lei, alla nostra Trieste violata e all'ospite. In questa giornata poco felici mi è stato di conforto la vicinanza di tante persone amiche e altre appena conosciute come il signor Claudio Visintin. Sono due telespettatori che insomma si sono incontrati grazie a noi. Anche al collega suo Tremul, generoso interprete dei bisogni dei cittadini, un grazie per la sua umanità. Evidentemente insomma si sono sentiti anche con Corrado Tremul, suo collega insomma di consiglio comunale. Io e Corrado siamo amici anche amici. Ormai da lunga, prima della politica, ecco. Quindi, quando io dico che le persone sono stufe e purtroppo iniziano a reagire da sole, è proprio per questo, perché si sentono abbandonate, ecco. Oppure sentono che dall'altra parte c'è io parlo da chi usa la forza, sentono che loro vogliono prevaricare, quindi è qua che lo Stato dovrebbe intervenire, che il Comune cerca di intervenire, per appunto cercare di bloccare questi episodi di violenza che comunque gira e rigira non rientra nella nostra cultura. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei Bucarello, il gentile ospite, la redazione e tutti quanti i telespettatori di Tele4, no? Allora, sono rimasto colpito così dall'analisi fatta del gentile ospite per quanto riguarda il disagio sociale, no? Che è minimo comune multiplo. Per quanto riguarda, mi scusi? Il disagio sociale. Disagio sociale, ok. Sì, perché si parla un po' di povertà, di violenza, tutte esatto, queste cose qua, no? sì. Allora, bisogna anche un po' capire le cause di questo disagio sociale, no? Allora, prendo spunto da una puntata precedente dove era ospite il consigliere Risigno, che trionfalmente ha portato dei dati in cui si affermava che col governo Meloni si hanno avuti 2 milioni qualcosa di nuovi occupati, no? E questa notizia mi ha molto colpito, tanto quanto che ho deciso di approfondirla. Parlo di quel fatto là per arrivare a quello che abbiamo parlato oggi, no? Anche ho trovato l'articolo era un articolo del Sole 24 Ore,
E lì sono venute, già leggendo, sono venute le prime sorprese, perché nell'articolo si menziona sì che sono 2 milioni e spiccioli di nuovi occupati, però la parte politica si è dimenticata di dire che la maggior parte di loro sono precari. Sono precari e addirittura nelle statistiche vengono messe, diciamo, le persone che lavorano un'ora a settimana, no? Però per non bastare, diciamo, proprio su una puntata di Tele4, in un'intervista fatta, diciamo, al presidente della regione Fedriga ha ribadito, e questa è una cosa registrata, non è che me la invento io, che una delle cose che lui tenterà di fare è quello di dare stabilità lavorativa alle persone, diciamo, con lavori precari. Cioè questa, la sua affermazione, si collega con i 2 milioni e 100 di precari. Poi sono andato, diciamo, a verificarmi i dati sul sito dell'Istat, no? Perché ho detto, se ci sono 2 milioni di nuovi occupati, ci dovrebbe essere, diciamo, una riduzione di povertà. E cosa ti vado a scoprire? Che tutti quanti i valori di povertà semplice, povertà assoluta, povertà, diciamo, per persone che sono che lavorano sulla stessa casa, eccetera, eccetera, sono tutti quanti spaventosamente occupati. Allora, forse, considerato che questo governo è, diciamo, è figlio dell'immondo governo precedente, di cui è stato eletto con questo popolo, con i voti del popolo, per fare gli interessi del popolo, ma nella realtà dei fatti ha sposato l'agenda del governo immondo precedente, forse sarebbe un po' meno come parte politica e non come parte del popolo, far meno trionfalismi, ma più, diciamo, come potrei dire, ma più fatti, fatti concreti. Fatti concreti, insomma. Perché chiaro. Fondamentalmente le statistiche, diciamo, non mentono. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Cosa pensa di questa analisi, insomma, che ha fatto questa qua è un'analisi fatta dal telespettatore, ha preso i dati appunto anche lui su Sole 24 Ore. Sicuramente, quanto lui ha detto, c'è che ci sono dei posti anche precariato, ma sono sempre posti di lavoro che si sono formati, voglio dire. Prima non c'erano, ecco, poi magari parte anche di questo precariato, verrà anche fatto stabilizzato, ma voglio tenere presente che oggi come oggi purtroppo, ahimè, anche le partite IVA sono precarie. La visione del posto sicuro è cambiato un po' quel tempo, perché anche se uno ha un contratto indeterminato, ma l'attività, ahimè, chiude per vari motivi, conta quello che conta. Comunque, precarietà c'è, certo. La precarietà c'è, proprio per il discorso anche fatto anche del stesso telespettatore. È un periodo difficile, i costi sono sempre più elevati, sia per il cittadino che per le aziende. Pensiamo anche alle tasse, pensiamo anche ai servizi che poi vengono offerti. Quindi bisogna sicuramente agire su tutto, ma non bisogna neanche essere così negativi, cioè nel senso, comunque questi posti sono stati creati, che siano con contratto determinato o indeterminato, e comunque è qualcosa in più rispetto a prima, che c'era solo dove il governo faceva solo assistenza. Ecco. Allora, grazie al consigliere Gabriele Cinquepalmi, torni presto a trovarci con la nostra trasmissione, è terminato lo spazio, insomma, a nostra disposizione, grazie e appunto ci aggiorneremo poi anche sui lavori del Consiglio Comunale che riprenderanno la prossima settimana. Già no? Varie commissioni ci sono giornalmente, la prossima settimana ci dovrebbe essere anche il Consiglio. Va bene, ne riparleremo sicuramente. Grazie e buon sabato. Grazie a tutti voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo ci sarà con noi la segretaria del Partito Democratico di Trieste, Maria Luisa Paglia. Fra poco. Bentornati
Bentornati in diretta, buongiorno a Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico di Trieste. Buongiorno, bentornata. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, subito per lei delle mail arrivano sulla questione dell'ex Pavan, i genitori degli alunni delle scuole di via Frausin, demolizione dell'ex Pavan, polverosa, rumorosa e pericolosa, dicono in una lettera che hanno mandato anche soprattutto al sindaco di piazza e all'assessore Lodi. Questa è la lettera che hanno inviato anche a noi, insomma, per conoscenza, gliela sottopongo subito. Dicono appunto che c'è anche questa situazione di cui tener conto, no? A nome proprio dei genitori dell'Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di San Giacomo, desideriamo rappresentarvi il grave disagio e le forti preoccupazioni delle famiglie i cui figli frequentano appunto l'istituto, quindi polvere, rumore, pericolo per la demolizione dell'ex Pavan. Sicuramente le famiglie e i genitori hanno ragione, inizieranno credo dei lavori e la scuola avrà dei fastidi perché il rumore, le polveri, poi considerando le tempistiche con le quali si portano avanti i lavori pubblici nella nostra città, prevedo tempi lunghi, ma il problema maggiore sarà intanto aver distrutto un sito che fa parte della tradizione, della cultura, del territorio di San Giacomo. Si poteva ristrutturare, riformulare, ascoltare la cittadinanza, perché i cittadini non sono stati ascoltati. Nel Consiglio della quinta circoscrizione non è passata questa proposta di cambiamento. Sì, se ne è parlato, come diceva l'assessora Lodi, un paio di anni fa, ma non c'era ancora un progetto e temo che non ci sia anche adesso, se non quello di intanto abbattere tutto. Ma come si farà? Chi lo gestirà poi questo edificio? Questo edificio è un luogo pubblico, sarà ristrutturato, sarà ricostruito con dei fondi pubblici, ma la domanda è: a chi sarà dato in gestione? Sarà dato a un privato? Sarà gestito dal comune? Tutti ne potranno usufruire? Ci saranno delle rette per utilizzarlo? Non sarà più a disposizione della scuola? La scuola dovrà pagare? Insomma, ci sono tanti dubbi e nessuna risposta è stata data, perché il rapporto principale col territorio è dato appunto dal Consiglio della circoscrizione. Ieri sera ho assistito a Ringen, ho visto diversi cittadini presenti, anzi vorrei dire a tal proposito questo, si faceva una critica sulla presenza nel momento in cui la presenza dei cittadini, di coloro che manifestavano nel momento in cui è iniziato l'abbattimento. Allora, a chi si è lamentato dicendo che erano insomma pochi i contrari, io sono una di quelle che ha messo la firma, ma ero al lavoro ieri mattina e penso, come la maggior parte dei cittadini e delle cittadine, sono al lavoro, ma quella firma vale, non è una firma buttata lì, quella firma rappresenta una persona che ha diritto di essere ascoltata, perché questa amministrazione non rappresenta solo una parte e deve dare ascolto a tutti i cittadini e le cittadine. Ci deve essere un confronto, perché chi ci amministra è lì per questo, per portare avanti, per rispettare, per ascoltare le esigenze della propria cittadinanza. Chiarissimo, quindi questa insomma la vicenda. Ci scrive anche Lorenzo, ha apprezzato anche lui la puntata di ieri di Ring, ringraziamo Lorenzo, dice ottimo ieri sera anche la terza Ring, rispetto per San Giacomo, chiede insomma un'altra voce su questa questione. In tanti intervengono sulla questione della sicurezza in riferimento a quello di cui si parlava prima con il consigliere Cinque Palmi. Ci scrive Roberto: perché non si usano i droni per controllare i confini? Forse non c'è la volontà di farlo perché non ce lo chiede l'Europa. Poi ancora invece una critica da parte di Oliver, dice non si può, se ad uno rischia di perdere le valvoline, si diceva insomma, se salta un po' così la mosca al naso e comunque si reagisce con la violenza alla violenza, non ci sono scuse, dice, per far del male a qualcuno che ruba, allora possiamo dare il porto
d'armi a chiunque, insomma non facciamo un Far West, no? Si riferiva a un episodio. Ancora Oliver, che piacere rivedere la signora Paglia in studio. Ringraziamo, ha ragione sull'ex Pavan, è rimasto solo un comignolo, sicuramente però il sindaco di Piazza è stato chiaro, sarà a disposizione di tutti i cittadini la nuova opera, questo dice Oliver. Vediamo chi sarà dato in gestione, questa è la cosa, sarà interessante da capire se dessero delle risposte e se ci dessero delle spiegazioni. Allora, il signore, non so, Oliver parlava di confini, mi pare, allora, se vogliamo proprio parlare di confini è inutile dare colpa all'Europa, perché l'Europa è quella che ci ha unito, ecco, e questa della sospensione dei confini è qualcosa che va contro quella che è l'idea di pace, di collaborazione, di comunità unita. E poi questa sospensione è del tutto fasulla, nel senso che ci sono due pattuglie, una di qua e una di là, ma sappiamo tutti, ogni cittadino ha capito che questo intanto non può fermare il terrorismo non arriva dopo 2 anni di viaggio attraverso la rotta balcanica con i piedi rotti, i terroristi arrivano in altri modi e queste persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan e sono persone che hanno diritto di fare una richiesta di asilo. Poi se tutta la procedura funziona si verificherà se hanno diritto ad essere accolti come rifugiati politici oppure no, però è nel diritto internazionale questo, l'accoglienza, e dare la possibilità a chi scappa da guerra di essere accolto in uno stato in cui c'è la pace, che ha sottoscritto questo accordo, ma non diamo la colpa all'Europa, perché l'Europa, se proprio vogliamo parlare di Europa, è quella che ci ha permesso di stare in pace tra gli stati e forse si dovrebbe potenziare e rafforzare questo nostro legame per poter avere anche più voci in capitolo, invece che dipendere sempre da forze predominanti, essere l'Europa una voce indipendente e anche avere voci in capitolo per quanto riguarda la pace. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, sono Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno, come sta? Buon sabato, è arrivata la primavera. Buon sabato anche a lei, Andrea. Io avevo cercato di prendere la linea prima per parlare con il signor Cinque Palmi, sono stato felice di quell'ultima telefonata in cui è bastato un signore ragionevole che approfondisce i dati, fa 2 analisi, quindi una capacità minima di incrociare 2 dati e fare 2 analisi per smontare completamente queste posizioni del precedente ascoltatore che, dispiace dirlo, ecco, il centrodestra manifesta questa, anche il centrosinistra, non è che io parteggi per l'uno o per l'altro, ma faccio per dire a livello comunicativo si vede la povertà veramente intanto di linguaggio, e di questo io mi dispiace sempre, perché chi rappresenta il popolo dovrebbe avere delle competenze specifiche, un linguaggio adeguato e soprattutto essere in grado di portare dei dati attendibili, non delle demagogie. Quindi ha apprezzato insomma l'analisi che faceva sul mondo del lavoro, in particolare Ho sulla situazione. Ho apprezzato l'analisi sul mondo del lavoro, ma più che altro ho apprezzato che è molto semplice smontare alcune posizioni ideologiche, come ha fatto d'altra parte la vostra ospite in questo momento, che fare delle affermazioni. Qui siamo arrivati ai 2 milioni di posti di lavoro creati dalla Meloni, non c'è più neanche il 1 milione di posti di lavoro creati da Berlusconi, siamo addirittura a 2 di posti di lavoro nuovi. Questa è una follia in termini stretti, cioè è proprio una follia, vuol dire prendere tutti i nuovi contrattuali, buttarli nel calderone della demagogia e dire che questi sono nuovi e appiccarsi una medaglia. Ecco, io trovo che il signor Cinque Palmi non abbia nemmeno saputo rispondere a nessun tema. Ad esempio il tema dell'Albania, la Corte dei Conti ha già messo sotto osservazione, ha già criticato fortemente e giudicato irrealizzabile questi campi di concentramento esterni all'Italia che la Meloni ha tentato di fare con un accordo che comporta un esborso immenso per gli italiani. Nessuna possibilità pratica di realizzazione per un bacino di immigrati minimo, non avrebbe nessun beneficio, e il signor Cinque Palmi si è
permesso di dire che questa è la vera lotta all'immigrazione. Si è vantato dei respingimenti che vorrei precisare che i respingimenti sono illegali. Non sono legali, la polizia, no? Quindi... non sono legali, non sono legali. Queste barriere che si fanno ai confini, e qui non entro nel merito della giustezza o meno dell'immigrazione o di quello che comporta in Italia, io parlo solo di un fenomeno epocale a cui tutti gli stati europei stanno cercando di porre solo dei tamponi che sono di volta in volta di una natura o dell'altra, ma sono dei tamponi, non c'è nulla di strutturale. E vantarsi dei respingimenti, io personalmente ho ospitato a casa un afghano 3 mesi, quindi io non sono uno di quelli a cui un signore come Cinque Palmi può dire se li porti a casa lei, perché io ho ospitato un ragazzo afghano di 22 anni che aveva i segni dei morsi dei cani e dei calci in faccia beccati in Bulgaria a 17 anni, perché questo è arrivato a 17 anni in Austria. Dopo 3 anni di residenza in Austria non gli sono stati riconosciuti i diritti di rimanere e l'hanno rispedito in Italia. A Trieste si è rifatto una vita. Che storia terribile. Sì, allora faccio per dire, queste misure tampone sono solo fumo negli occhi, l'ho detto personalmente a Polidori in una precedente trasmissione, fumo negli occhi ai cittadini. Dire che chiunque in questo momento stia facendo qualcosa di serio per l'immigrazione, e tanto più un governo di destra, questo non è centrodestra, questo è fascismo, e devo dire che purtroppo anche nelle strutture fisiche questi assessori rivestono non solo intellettualmente e per la povertà di linguaggio e per la povertà di argomenti, anche fisicamente, come si può dire, vestono i panni di questa pochezza. Mi spiace dirlo, Andrea, mi sento offesa. Volevo aggiungere solo dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, velocissimo. Sicurezza, l'ho detto anche ieri, la sicurezza si crea dando benessere, non quindi... aumentando le forze di polizia. La gente è sicura quando ha i servizi garantiti e non una sanità allo sfascio. Quando hai servizi, quando ha... È chiaro, Andrea. Grazie, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, poi magari commenteremo le tante cose insomma, che ci ha detto il telespettatore. Tanti spunti, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia della segretaria del Partito Democratico di Trieste, Maria Luisa Paglia, e abbiamo sentito la lunga telefonata del signor Andrea che ha toccato diversi argomenti, voleva commentare così questo suo intervento che ha apprezzato, no? Sì, assolutamente. Innanzitutto ringrazio il signor Andrea per questo suo intervento molto competente e oggettivo anche, non si è schierato né dalla parte della destra né della sinistra, ma ha evidenziato proprio dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Allora sono d'accordo con lui nel dire che l'immigrazione viene usata come propaganda, alimentando un odio sociale e cercando un nemico. La verità è che l'immigrazione è un fenomeno molto più complesso che necessita di risposte elaborate, articolate. Non è stato mai affrontato in modo serio, ma in modo emergenziale, e non è più possibile pensare questa cosa in modo così semplicistico, voglio dire. L'immigrazione è un fenomeno da cui bisogna, come dire, trarre le positività. Il mondo dell'impresa ha detto in tutti i modi, ma anche ricordo il presidente Tito Boeri, quando era presidente dell'INPS, faceva presente che ormai tante risorse umane sono da attingere in questo campo con la dovuta formazione. Per formazione si intende anche una competenza, dare una formazione innanzitutto nella lingua, una competenza linguistica, perché anche i sindacati lo hanno rilevato. Non avere la competenza linguistica poi comporta non avere la sicurezza sul posto di lavoro, perché sappiamo che i corsi sulla formazione sul lavoro sono obbligatori, ma mi sono sempre chiesta come fanno
ad essere erogati questi corsi verso delle persone che a stento comprendono, hanno i primi elementi della lingua, quindi bisognerebbe partire lì dalla competenza linguistica e poi una adeguata formazione anche sul campo lavorativo, perché ne abbiamo bisogno. Ricordiamoci che la piramide si è capovolta, la maggior parte della popolazione non è rappresentata più dalla forza lavoro, ma è rappresentata dalle persone in età post lavorativa e dai giovani, dai minorenni che ancora non sono nel mondo del lavoro. Quindi quello che manca a noi in Europa, non solo in Italia, sono le nuove generazioni, quelle che sono produttive, e per questo vorrei dire a quelli che criticano, approfittando adesso, avendo come mantra, hanno iniziato la campagna elettorale contro l'Islam, contro gli stranieri, sono quegli stranieri in alcune città, l'abbiamo capito a Monfalcone, che reggono l'economia di quel territorio, reggono l'economia del territorio e di tutto l'indotto. Quindi se loro un giorno stanno fermi e fanno uno sciopero, si blocca tutto, allora è inutile fare propaganda, vuota propaganda, cerchiamo di regolamentare al meglio, perché come ha detto il Signore la sicurezza deriva dal benessere e anche questo significa creare benessere per i residenti, per quelli che arrivano, ma per una coesione sociale, andiamo incontro, facciamo dei percorsi di coesione sociale. Necessita una regolamentazione, ma non affrontare il tutto con degli spot, con dei fatti isolati, e il fatto di creare questi nuovi centri di raccolta in Albania veramente assurdo. Io ho letto delle disposizioni previste dal governo Meloni in cui in questi campi ci dovrebbero essere a disposizione psichiatri, psicologi, infermieri, come dire, delle stanze dove fare dei piccoli interventi chirurgici. Mi sono detta, ma neanche qua le abbiamo questi servizi pubblici, che siamo costretti ad andare nel privato. Mi sembra veramente una grande fumata, ecco, ci costa di più trasferirli, arrivano da noi, bisogna trasferirli, bisogna accompagnarli con delle forze dell'ordine, quindi bisogna pagare il biglietto, il viaggio, il vitto, l'alloggio, cioè ogni migrante che viene trasferito ha un costo altissimo. Allora velocizziamo l'iter burocratico per evidenziare se hanno diritto all'accoglienza oppure no. E ha ragione il signore che è intervenuto, ci si vanta dei respingimenti, ma i respingimenti sono vietati dalla legge, perché quella persona che sta arrivando con i piedi feriti, con le torture addosso, probabilmente è un afghano, un pakistano, indifferente alla nazionalità, che è scappato dalle torture, dalle violenze, dalla guerra o da altri tipi di persecuzioni anche politiche, e quindi non si può essere orgogliosi di questi respingimenti. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, volevo non sia prendere, io volevo sala, ma non posso fare a meno. Volevo dire, ma questo Partito Democratico quando andrà via al governo? Mai più. Ma come si può comprare i voti a 50 euro? Come si può comprare 50 euro? Ma se è poveri diavoli questi, non si vergognano. Ma a cosa si riferisce? Mi scusi, il Partito Democratico dice quando andrà al governo? Mai più andrà al governo! Mai più! Mai più! Mai più andrà al governo questo Partito Democratico! No, ma dice si poteva mettere insieme con le 5 Stelle e quelli ho capito, si riferisce alla questione del Campo Largo che è oggi sul giornale. Ok, chiaro, visto che fra l'altro la segretaria ha già citato le elezioni europee, possiamo parlare anche di questo tema, insomma è su tutti i giornali, oggi è la lite, diciamo, Schlein-Conte e il Campo Largo. Il signore diceva il PD non riuscirà mai ad andare al governo, bisogna fare l'accordo con i 5 Stelle, altrimenti insomma non riuscirà ad andare al governo. Come giudica insomma questa situazione a livello nazionale?
Tanto ringraziamo il Signore, non ho capito se era arrabbiato. Infatti questo... Se era arrabbiato, rattristato, comunque può anche avere ragione. Allora io partirei da questo titolo di Repubblica. Conte aiuta la destra. Allora, condivide il fatto titolo. La premessa che non esiste un partito di puri, dove c'è la purezza, e perché i partiti, diciamolo semplicemente, è fatto da persone, e quindi gli onesti e i disonesti si trovano trasversalmente in qualsiasi forza politica, ed è giusto che vengono, come dire, isolati, vengono allontanati, e in questo molta responsabilità ce l'hanno anche i cittadini, perché al di là del semplice comunicato stampa, al di là della fotografia pubblicata su un giornale, devono verificare la coerenza di quello che è stato detto e di quello che è stato fatto, ecco, e questo è il nostro diritto e dovere, intervenire nel momento delle elezioni. Allora, se ci sono state delle illegalità, sono sicura che il Partito Democratico farà delle scelte, però che ci sia una rottura sulla base di questo mi sembra un po' esagerato, perché l'obiettivo qual è? Se si vuole cambiare l'andamento di questo nostro governo, ma io parlo a tutti i livelli, sia a livello locale che a livello più alto, allora tutte le forze di centro-sinistra possono convergere su obiettivi comuni, e ci sono degli obiettivi comuni, e se si fa un percorso insieme, non è che ci si ferma se c'è stato un inciampo, è un percorso che si è iniziato. Allora bisogna, ecco, cercare l'unità. Io penso che a Trieste questa modalità si è già iniziata, l'abbiamo visto in Consiglio Comunale, cioè le forze di centro-sinistra si stanno unendo, stanno collaborando, e questo secondo me che apprezzano i cittadini, quando si fa un percorso comune sulla base di obiettivi, su temi seri, non ci si basa sulla propaganda. Siamo tutti bravi a dire questo non va bene o questo va bene, ma lavoriamo per il bene del territorio, progettiamo, elaboriamo delle proposte ed uniamoci su quelle, su quei temi, su quegli argomenti, includendo i cittadini, ascoltandoli, progettando, creando, appunto quando dico creando un percorso si intende non un percorso di stare insieme tra persone, ma di unire le forze per progettare una nuova visione, che può essere di una città, di una regione, di uno Stato, per parlare in senso largo di europee. Però ecco, il senso è quello, un inciampo non può bloccare un percorso, e io spero che vada avanti, Conte, perché non so se questa sua posizione è condivisa a tutti i livelli, insomma cambi idea, ci sia una rimodulazione. Leggo rapidamente una mail di Renata in tema di elezioni europee. Leggo oggi di quanto si voterà quest'anno, l'8 e il 9 giugno, ma le scuole sono ancora aperte, perché non si può aspettare la fine dell'anno scolastico, dice Renata. Ormai le vacanze, le feste, eccetera, eccetera, mangiano tanti giorni, è preoccupata, visto che lei è anche insegnante, no? Cosa allora, nello specifico, le lezioni in Friuli Venezia Giulia si concluderanno proprio in quella settimana, quindi non incide, semmai inciderà per i docenti che sono in servizio, e quindi sposteranno i lavori, riunioni, scrutini qualche giorno dopo, ma per gli alunni non ci sarà nessun ostacolo. Certo, è vero anche questo, quando ci sono le lezioni vengono utilizzati gli edifici scolastici, perché? Perché si trovano in ogni territorio, ecco. E allora bisogna pensarlo per tempo. Questo argomento si ripropone ogni volta in prossimità delle elezioni, ma anche questo spetta ad un'amministrazione comunale, identificare dei luoghi dove poterlo fare. Io ho letto che in alcune città si sono direzionate sulle palestre, ma io penso per esempio alla palestra della mia scuola, in cui non si può accedere se non con le calzature specifiche utilizzate solo per luogo. Io non riesco a capire come potrebbe essere utilizzata per
per le elezioni, facendo entrare centinaia, se non di più, di cittadini. Ecco, bisogna trovarlo una soluzione, ma è quello che ho detto prima, bisogna mettersi lì a studiare e a cercare le soluzioni, identificare i luoghi, gli spazi, in collaborazione con gli enti territoriali, le circoscrizioni, ma farlo per tempo, non farlo, cioè non tirar fuori 15 giorni prima, perché lì si pone una difficoltà enorme. Certo. I documenti che abbiamo, la tessera elettorale, e anche devono essere degli edifici calibrati per i più fragili, per chi ha una carrozzina, ecco, con gli ascensori, ecco, devono essere a norma di legge, però è giusto l'intervento che è stato fatto. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ecco, io volevo un po' intervenire con la gentile ospite sul fatto che il problema dell'immigrazione, degli spendimenti annessi e connessi, paradossalmente è un discorso molto facile da risolvere e senza, diciamo, colpo salire, come si usa dire, perché ci sono 3 interventi in cui andrebbe fatta e in automatico, diciamo, l'Italia si sarebbe, diciamo, adeguata al resto d'Europa. Il primo, innanzitutto, il PD, che diciamo il capofila, dovrebbe un po' vivere meno nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché dovrebbe prendere le distanze dai finanziamenti della finanza internazionale, in particolar modo quelli di Soros, d'accordo? Questi, diciamo, sono dati che potremmo fare una trasmissione su questo, no? E questo è il primo. Il secondo, allora, questi sono tutti dati europei, di conseguenza basta al massimo un paio di ore di tempo e questi qua saltano fuori, no? Facendo rapide ricerche su internet, l'80% della spesa sugli immigrati, ripeto, l'80% della spesa sugli immigrati viene pagata dall'Europa, il 20% dall'Italia. Il punto è che con le politiche, diciamo, recenti si è cercato un po' virgolettato di fare i curbetti, nel senso che beccare l'80% e non spendere neanche quel 20%. E lì, diciamo, se vogliamo evitare di essere sommersi dai immigrati, che il problema degli immigrati non è tanto, come dice l'ospite, dare accoglienza, perché se uno ha bisogno bisogna dare l'aiuto. E il punto è che praticamente sono inutili, ripeto, inutili sotto l'aspetto economico della società. La gentile ospite porta l'esempio dell'INPS. Allora, è vero in parte quello che lei dice, perché se noi prendiamo il bilancio dell'INPS, ripeto, il bilancio dell'INPS, e estrapoliamo fra il dare e avere, se pago i contributi pago le pensioni, se pago i contributi pago le pensioni, il saldo è in positivo, ripeto, in positivo, cioè attualmente fino ad oggi le pensioni sono pagate da chi lavora. Il problema dell'INPS è quello che manda a fondo, sono i servizi, diciamo, accessori, passatemi il termine, non so, cassa integrazione, assistenza agli immigrati, perché l'immigrato fondamentalmente... Allora, sto facendo un po' un calderone però, no, di perché sono tutte dati. cose collegate, sono tutte cose... Se il PD mi prende le distanze da Soros e non accetta più soldi di Soros, abbiamo chi diciamo, non sobilla, diciamo, il venire in Italia. Poi... Dobbiamo andare in pubblicità, magari cercheremo di tirare un po' le fila del discorso subito dopo la breve pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste, 9:44, abbiamo ancora circa poco più di un quarto d'ora, insomma, di trasmissione e ci è arrivato nuovamente, come ogni sabato, anche il piccolo reportage, una pillola di reportage da Borgo San Sergio. Ora lo mostriamo subito dal nostro Massimo Giraldi per il mercatino rionale del sabato mattina a Borgo San Sergio. Eccolo qui con tutta la merce che in tempo reale si sta preparando per l'attività proprio di questo bel mercatino. Sono sempre occasioni che creano coesione, no? È molto seguito questo mercatino dell'usato, delle pulci, varie merceologie esposte. Ecco, grazie a Massimo Giraldi per le belle immagini.
insomma, questo reportage in tempo reale, lo stanno proprio preparando in questi minuti. Prima c'era il telespettatore che aveva telefonato a Maria Luisa Paglia e diceva il problema dell'immigrazione è di facile soluzione. Beh, se è di facile soluzione, allora perché questo governo non lo mette in atto? La prima domanda spontanea che viene da dire, ma in realtà sappiamo che non è facile, però bisogna iniziare ad affrontarlo, invece il problema è che non viene affrontato. Allora, se posso fare un esempio, in Germania funziona così, arrivano degli immigrati, si verifica subito la loro pratica in poco tempo, di accogliere se sono rifugiati politici o se cercano lavoro, gli si dà un alloggio per un tot di tempo con una scadenza, gli si fa fare un corso, gli si impartisce un corso di lingua obbligatorio e dopodiché gli arrivano 2 o 3 proposte di lavoro dopo che hanno completato il corso di studi di 6 mesi, 8 mesi, insomma il tempo utile per rendersi indipendente nella lingua. Dopodiché, se non accettano, devono comunque lasciare l'alloggio e perdono la retribuzione perché un'offerta di lavoro gli è stata fatta e quindi c'è una turnazione continua, ma c'è un sistema che funziona da diversi anni. Da noi questo sistema non è stato neanche, come dire, iniziato a livello sperimentale. Arrivano, stanno queste persone 1 anno, 2 anni in questi grossi centri che sono dei centri di detenzione, perché quelli che vanno lì non sono delle persone incriminate, possono essere delle persone con delle alte professionalità e vengono recluse lì in attesa di avere questa commissione territoriale. La commissione territoriale tarda perché a riunirsi? Perché mancano le risorse umane, perché c'è un livello, come dire, basso anche di informatizzazione, di digitalizzazione in quel campo lì. Insomma, è tutto un ritardo. Allora, la soluzione non è spostare con tutto il ritardo esistente in un altro e delocalizzare, perché finiremmo per pagare questi costi che attualmente paghiamo raddoppiati col problema della delocalizzazione, con tutto quello che comporta. Ecco, allora, se poi il signore diceva ci sono degli interessi, allora certo, tutte queste persone che vanno a raccogliere i pomodori, le olive, gli agrumi, che prendono poco più di qualche centesimo l'ora e d'estate sappiamo tutti che succede, sono morti perché è deragliato un furgoncino, sono morti perché colpiti da, insomma, sotto il sole a lavorare a 40 gradi, ecco. Forse l'economia li utilizza in quel senso lì, però quello che è stato detto prima, queste persone che non usufruiscono quasi nessuno, una pochissima parte usufruirà della pensione, quindi dei contributi che ha pagato. Questi loro contributi ci servono per tutti, per i nostri servizi che l'istruzione, la sanità, la viabilità, i trasporti, i servizi noi li riceviamo dopo aver pagato il corrispettivo delle tasse. Queste persone che lavorano pagano le tasse insieme a noi, oltre a mantenere quella fascia di pensionati, per cui non avremmo le risorse umane. Quindi ecco, io direi che non è per niente semplice, ma se lo è, perché non viene? E allora butto lì la provocazione, allora perché non viene fatto? In questo momento cioè, non è il PD che governa, bene, che facciano qualcosa, però ecco, per parlare in modo serio, lo sappiamo che non è semplice, mi dispiace, come dire, contraddire il signore, però non ci si mette lì ad iniziare un percorso anziché affrontarlo in modo come se questa immigrazione dura gli ultimi 15 giorni dell'inverno e poi è finito. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Ecco, no, diciamo in linea di massima sono d'accordo sulla segretaria riguardo, diciamo così, la collocazione, il sistema per organizzare gli immigrati in quanto arrivano, e chiaramente l'Italia non è la Germania ha una sua struttura, qui ci sono talmente tante mani che mettono dentro nell'insalata, nella marmellata, per cui abbiamo quelli che sfruttano i migranti, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque un tema che volevo indirizzare è questo, un annuncio e diciamo così un'osservazione, no? Allora, 2 cose. Noi abbiamo 2 conflitti, uno in Ucraina e uno, diciamo così, Israele e Hamas. Non so se abbiamo notato, e questo secondo me è la scelleratezza di queste manifestazioni che osservo e che si assiste,
dell'università che vanno in subbuglio con queste occupazioni, con le bandiere dei palestinesi, eccetera. Cioè, non so se ci rendiamo conto, i 35.000 morti di una guerra, chiamiamola così, forse pseudo guerra, comunque di una guerra che è tra Israele e Hamas, neanche si paragonano alla guerra ai morti che sono successi in Ucraina. E mi domando, com'è che non c'è una manifestazione così violenta, così importante per quanto riguarda il manifestare contro la Russia, cioè invece che vedere le bandiere della Palestina, queste manifestazioni, di vedere le bandiere dell'Ucraina nell'università, in tutto il mondo, e questo non succede solo in Italia, vedo anche negli Stati Uniti. E quello che più è importante è che tutti questi ragazzini che manifestano nell'università non si rendono conto che se per caso c'è un aereo che va sopra la Polonia così si gira e comincia a tirare una bomba, tutti questi ragazzini, come è stato detto, vengono chiamati alla leva. Per cui cerchiamo di capire che forse non è il fatto di contrastare i palestinesi, gli israeliani, che comunque l'Israele è un paese democratico che protegge un nostro tipo di vita di occidente, così come fa l'Ucraina, no? Perché si manifesta questa idea, noi siamo qui con l'Ucraina che cerchiamo di ostacolare la Russia perché noi siamo un paese democratico. Ok, tutte belle cose, però alla fine della giornata cerchiamo di capire che la violenza e queste manifestazioni con le pitture delle bandiere dei palestinesi non esiste, perché dovrebbe esserci già una manifestazione forte, profonda, per quanto riguarda il sostenere l'Ucraina, ma non sostenere a livello di armi. E aggiungo, e poi chiudo, che la cara Presidente, che la cara Segretaria Generale Schlein ha 3 passaporti, uno svizzero, uno italiano e uno americano. Se succede la guerra va in Svizzera e non ha nessun problema. Siccome ha lavorato anche con l'amministrazione Obama durante le elezioni di Obama, che prenda sul telefono, che chiami Obama, che chiami qualcuno e gli dica basta armi dagli Stati Uniti a Israele, basta armi dagli Stati Uniti all'Ucraina, c'è ora di finirla, è ora veramente di finirla, perché qui siamo a un passo e non ci rendiamo conto, perché i mercatini vanno bene, la tranquillità che abbiamo adesso in Italia va bene, certo, ma basta un piccolo cenno, un trade union, che uno faccia un passo in Polonia, che sono più o meno così, hanno sempre avuto un contrasto con la Russia. Ecco, cosa succede? Andiamo tutti in guerra. Un'osservazione, un approfondimento, per cortesia. Grazie. Grazie Giuseppe, buona giornata a lei. Un'analisi così completa di quello che è il panorama attuale. Il signore che ringrazio, da un certo punto di vista ha ragione, nel senso lui si pone la domanda perché ci sono più manifestazioni pro Palestina, probabilmente perché c'è stato, questo non è una difesa, abbiamo tutti condannato l'attacco terroristico di Hamas contro il popolo israeliano, ma Netanyahu, perché non voglio dire il popolo israeliano, perché anche lì c'è un'opposizione interna forte contro l'azione che ha intentato Netanyahu. Allora, la risposta che è stata data non è una risposta, questo è un attacco vero e proprio per cancellare completamente, eliminare il popolo palestinese. Ma perché non si parla più di difesa. C'è stato un modo di, come dire, ci sono varie situazioni di mistificare quasi che difendere la Palestina significhi essere antisemiti. Allora la difficoltà è stata questa, non si è antisemiti se si difendono i bambini palestinesi che sono attualmente operati senza nessuna anestesia ai confini, lo hanno visto anche i nostri politici, non vengono fatti passare neanche i cerotti, neanche le medicine per curare i malati. Ecco, questo non va bene. Allora questo ha colpito molto, per tornare perché ci sono queste manifestazioni, ha colpito molto questa situazione che è veramente indecente e ripeto c'è un'opposizione interna a Netanyahu che è contraria al continuare questa guerra che è tra appunto secondo me il governo Netanyahu e Hamas, non è né del popolo palestinese né del popolo israeliano.
per quanto riguarda noi l'Europa. Allora, sicuramente qua sarà una nostra responsabilità, nel senso che appunto in previsione delle elezioni europee bisognerà stare attenti e riflettere molto bene su chi andremo ad appoggiare le elezioni, se dei paesi sovranisti, degli orientamenti nazionalisti che ci spingono sempre di più verso la guerra e la risoluzione dei conflitti con le armi, o chi invece vuole portare avanti un'idea di Europa sempre più unita e che si pone per la risoluzione di conflitti a noi vicini in un modo diverso, col dialogo, con la mediazione, non chi fa muro contro muro e pretende di rimettere i confini, il filo spinato ai muri. È una responsabilità di tutti noi, della politica, per creare una vera e giusta informazione, ma dei cittadini, perché non è ammissibile in questo periodo storico in cui l'utente, che ringrazio per essere intervenuto, dica ci troviamo in un momento difficile perché i nostri giovani potrebbero essere, come dire, assoldati per andare in guerra, che qualcuno dica ancora a me la politica non interessa. Perché non è la politica che noi andiamo a scegliere deciderà sulle nostre vite, quelle presenti e le vite del futuro dei giovani, appunto. Ecco, perché non c'è questa partecipazione e probabilmente perché la storia dell'Ucraina, anche se più vicina a noi, è stata una cosa immediata e invece la guerra che praticamente Netanyahu ha fatto contro la Palestina si conduce da tempo, questo conflitto si conduce da tanto tempo e adesso c'è stato questo exploit diciamo violentissimo. È veramente sbagliato perché sta colpendo una popolazione che non ha fatto una scelta, ecco. Lì è da risolvere in modo diplomatico con le forze del dialogo e della diplomazia, e andare a votare le europee sarà altrettanto importante per rafforzare l'Europa e la voce che l'Europa può avere anche per, come dire, dare il proprio contributo in questi conflitti, sia in quello medio orientale sia quello a noi più vicino, assolutamente. Allora, siamo giunti quasi al termine della trasmissione, ci sarebbero state tante altre mail, una in particolare trattava della sanità, sono molto preoccupata, diceva Sveva, so che non può fare niente il comune, però la situazione è molto grave, quindi magari torneremo ad invitare Maria Luisa. La sanità pubblica è un disastro. Sanità pubblica, c'era anche qualcuno che chiedeva il ripristino dei consultori, ad esempio, quindi sarà un tema sicuramente di una prossima puntata. Dico, concludo solo con questo, il signore che parlava prima del benessere, il benessere lo si costruisce con la prossimità, con i servizi di prossimità, i consultori, ma anche i ricreatori che non sono nella sanità ma creano prossimità, tutto ciò che crea aggregazione sociale, crea sicurezza e crea coesione sociale, crea conoscenza, avvicina le persone. Non dimentichiamo che Trieste si è creata su questo, sul contributo di diverse culture che hanno portato economie e hanno fatto sviluppare Trieste. C'è stata una visione lungimirante in quei tempi, per cui si è fatto di tutto per accogliere queste persone che venivano a lavorare da noi sul nostro territorio e si è creata una Trieste multiculturale. La storia di Trieste è questa, non possiamo rinnegarla. Allora, grazie alla segretaria del Partito Democratico Maria Luisa Paglia per essere stata con noi. Allora l'invito è valido fin da adesso, insomma, a una delle prossime puntate di Sveglia Trieste. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questa nostra puntata e Sveglia Trieste ritorna puntuale lunedì mattina alle 7. Grazie a tutti e buona giornata, buon sabato. Grazie, buon sabato, buon weekend.